Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche oggi, sabato 28 novembre, per aggiornarvi su tutti i fronti, attualità, cronaca e politica. Anche oggi tantissimi gli spunti. Alle 12:30 tra l'altro ci collegheremo con l'unità di crisi di Marghera, con il governatore Zaia, per le novità sul fronte della lotta al coronavirus. Nella giornata in cui si riaprono le grandi superfici di vendita. Ieri un po' a sorpresa la nuova ordinanza voluta da Zaia, che di fatto ridà un po' di ossigeno allo shopping, perlomeno nella giornata di oggi. Veneto che resta in zona gialla, così ha deciso il Comitato Tecnico Scientifico. La decisione poi è stata ratificata dal governo, dal ministro Speranza, quindi il Veneto resta zona gialla plus, quindi con le restrizioni volute dalla regione, ma dopo avremo tutti gli aggiornamenti per bocca dello stesso governatore Zaia. Quella di oggi però è una giornata storica, soprattutto per la città di Padova, perché oggi, dopo circa 15 anni, è stato abbattuto il muro delle polemiche, tanto ha fatto discutere nel corso degli anni. Il muro voluto dalla giunta Zanonato è stato abbattuto, quindi il muro di via Anelli, ma ci aggiorna in tempo reale da Padova la nostra Luisa Bertini. Buongiorno Luisa. Sì, oggi è una giornata storica perché abbiamo assistito all'abbattimento del famigerato muro di via Anelli, l'ultimo baluardo di un capitolo negativo anche vissuto dalla città di Padova. Siamo in zona Stanga, qua è via De Besi, la zona dove i cittadini residenti nel 2006, quando venne eretto il muro, vedevano un viavai di spacciatori e chiedevano a gran voce che le palazzine del degrado, che ad oggi sono state abbattute, sono state spazzate via dall'amministrazione Giordani, chiedevano a gran voce che questa zona fosse riportata ad uno stato di legalità. Il muro infatti venne eretto nel 2006, divenne simbolo di una ghettizzazione, anche se in realtà l'amministrazione Zanonato aveva voluto separare quello che era questo complesso delle palazzine, il complesso Serenissima, allo scopo di impedire lo spaccio e lo scavalco appunto a difesa dei cittadini. Una scelta che all'epoca venne molto criticata e balzò anche alle cronache internazionali. Lo ricordiamo, qui la città in quel periodo era invasa anche da troupe che arrivavano dall'estero, dalla Svizzera, dalla Spagna, dalla Francia, perché il muro fece parlare di sé, fece il giro del mondo. Muro che in realtà non è in muratura, ma è una serie di palizzate in ferro, un'ottantina di metri, che appunto separavano i cittadini da questa zona. Oggi, alla presenza del sindaco Sergio Giordani, le palazzine del degrado come vedete non esistono più, cade anche quest'ultimo baluardo. C'erano anche i cittadini ovviamente che hanno plaudito a questa iniziativa e che ci hanno persino parlato di una ground zero di Padova. Io con questa immagine chiudo la linea. Grazie davvero Luisa, grazie a te e a Cristian Roque Allende che si trova con te. E la cronaca ci porta a Castelfranco Veneto per un maxi sequestro di mascherine non a norma. 7.500 sono state sequestrate dal comando provinciale di Treviso, in particolare dalla tenenza di Castelfranco Veneto. Vedete le immagini. I finanzieri hanno individuato un canale nuovo del tutto singolare di vendita nelle mascherine di tipo chirurgico. In occasione del mercato settimanale che si tiene nella piazza Castellana, le Fiamme Gialle hanno individuato tra i banchi quello di un venditore ambulante, un 48enne italiano della zona, che esponeva per la vendita, oltre ad articoli per la cura della persona, anche migliaia di mascherine di tipo chirurgico. Non c'era nessuna informazione di quelle richieste dal codice del
del consumo, quindi quelle riguardanti la denominazione legale o merceologica del prodotto. Da qui il maxi sequestro, quindi mascherine non a norma sequestrate a Castelfranco. Lo abbiamo detto in apertura, il Veneto resta in zona gialla plus. Oggi hanno riaperto le grandi strutture di vendita, non i centri commerciali, questo va sottolineato. Domani comunque tutto rimarrà chiuso, ma l'attenzione adesso è tutta volta ai provvedimenti del governo, perché il 3 dicembre, data di scadenza del DPCM, si avvicina e c'è la necessità di capire come comportarsi per Natale. Lo chiedono a gran voce anche gli imprenditori. Un dibattito si è sviluppato nella notte in Consiglio dei Ministri, si parla di allungare l'orario per i negozi fino alle 21, alle 22 di sera, si parla di uno stop ai pranzi di Natale e di Santo Stefano, insomma si parla di tante cose, come è ormai abitudine in queste occasioni, ma per fare chiarezza siamo collegati con il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Ecco, ci risiamo, diciamo, ormai è normale per certi versi che sia così, perché si guarda anche alla curva epidemiologica. Nella notte appena trascorsa c'è stato questo Consiglio dei Ministri che sta partorendo di fatto il DPCM per Natale. Ci può dare qualche anticipazione? Sì, è stata una lunga discussione. Il criterio di fondo è quello di mantenere la prudenza, dando la possibilità ad alcune zone, anzi moltissime delle zone rosse d'Italia si trasformeranno in arancione ed alcune delle arancioni si trasformeranno gialle. Questo perché oggettivamente le operazioni messe in campo da questo governo con il voto del Parlamento per quanto riguarda le operazioni appunto di sicurezza e di restrizione per la sanità pubblica di tutti noi stanno funzionando. La curva epidemiologica finalmente cessa di crescere, l'indice di trasmissione del virus sembra tornare su livelli che possiamo forse dire di essere sotto controllo. Ovviamente sarebbe una sciocchezza imperdonabile quella di buttare via tutto il lavoro fatto in queste settimane, aprendo i confini, aprendo tutti i negozi in maniera indiscriminata e quindi riportando il virus fuori controllo, il che vuol dire massacrare anche la nostra economia. Naturalmente c'è il tema delle vacanze natalizie, quindi una giusta attenzione alla possibilità ovviamente per la famiglia di ritrovarsi all'interno di conviventi, ci mancherebbe altro, per festeggiare il Natale anche nelle solennità religiose, avendo l'attenzione però che questo non diventi, diciamo, l'estate bis che poi ha fatto, come abbiamo visto, riesplodere il virus all'inizio dell'autunno. Quindi senatore, diciamo che il dibattito è ancora in corso per capire quanto blindato, mi passi il termine, sarà questo Natale. Sì, anche se devo dire che ci sono già delle notizie positive, perché a parte, mi pare, un paio di regioni, avremmo solamente appunto 2 regioni rosse solamente del 4 di dicembre, che significa che davvero l'indice di contagio sta diminuendo e lo stesso alcune, come dicevo, diventeranno gialle. Ovviamente c'è anche il tema delle vacanze sulla neve. Sappiamo che questa è una questione molto complessa, perché le vacanze sulla neve non vuol dire solo la sciata sulla pista in cui uno fa in totale sicurezza sanitaria, ma vuol dire raggiungere i posti, andare nei ristoranti, andare negli alberghi, le cabine, le funivie per salire appunto, per poi discendere nelle piste da sci. Insomma è un problema serio. Noi riteniamo che si debba trovare un accordo a livello europeo per avere una uniformità delle operazioni, delle procedure per quanto riguarda le vacanze sulle neve invernali. Le chiedo una risposta abbastanza secca. Sappiamo che tutte queste discussioni sono sempre caratterizzate anche da dei temi un po' feticcio. È il caso della messa di Natale. Si potranno fare le messe di Natale? In che direzione si sta andando anche dopo le dichiarazioni che hanno fatto discutere del ministro Boccia? Si va nella direzione di, naturalmente, la messa di Natale
è la messa probabilmente più importante insieme alla Pasqua di tutto l'anno liturgico, e quindi ci sarà la possibilità di partecipare. Con ogni probabilità, visto il coprifuoco delle 22, verrà anticipato nell'orario, quindi probabilmente non più messa a mezzanotte, ma anticipata, diciamo, nelle ultime ore serali. C'è stato poi un fatto politico importante, uno scostamento di bilancio passato al Senato di fatto all'unanimità per un totale, mi pare, di 8 miliardi. Questa volta avete in qualche modo risposto all'appello del Presidente Mattarella? Sì, mi sembra sia stato un atto di grande responsabilità proprio politica da parte di tutti. Nel momento della guerra, e siamo in guerra contro questo virus, contro questa pandemia mondiale, dobbiamo unire le forze per il bene dei nostri cittadini, per il bene dei nostri paesi. La guerra va fatta, e la battaglia va fatta non tra le forze politiche, ma va fatta contro il virus e va fatta per rilanciare, proteggere oggi e rilanciare la nostra economia immediatamente appena sconfiggeremo questo virus. E devo dire che anche da questo punto di vista, insomma, le notizie che in tutto il mondo stanno circolando, ci stanno giungendo sui vaccini, sono delle belle notizie che fanno sperare per il nostro futuro. Quindi è stato un voto unanime, fondamentalmente unanime, a parte le 4 persone che hanno votato contro il Senato, e quindi è un bel segnale per l'unità del nostro Paese. Senatore, la porto nella Marca perché questa mattina Contarina, la società che si occupa dei rifiuti, è uscita con un comunicato stampa molto significativo dove dice stop al racket dei rifiuti. Comincia una sperimentazione in diversi ecocentri della provincia di Treviso per in qualche modo controllare i furti di rifiuti che si stanno ripetendo in questi mesi, furti che la stessa società non definisce più come furtarelli, ma eventi criminali che fanno parte di un ciclo più ampio. Chiedo a lei, perché lei è vicepresidente della commissione d'inchiesta sulle ecomafie, fa bene Contarina a proporre questo progetto, a controllare maggiormente gli ecocentri? C'è questo rischio in Veneto? Sì, c'è questo rischio in Veneto e c'è ovunque nel nostro paese, ma anche a livello internazionale. Lei tenga in considerazione una norma molto molto semplice: la criminalità sta lì dove ci sono i quattrini, ed è del tutto evidente che nella gestione dei rifiuti i quattrini ci sono, e come. Si fanno grandi affari, se non si rispettano le regole si fanno grandi affari, in barba alla legalità e in barba all'ambiente. Ma non solamente la criminalità, diciamo, organizzata di tipo locale. È ormai appurato che in tutto il nord Italia, compreso il Veneto, l''ndrangheta, la camorra, la mafia si sono inserite stanno cercando di inserirsi nel tema della gestione dei rifiuti urbani, ma ancora di più dei rifiuti speciali, dei rifiuti industriali, quelli che costano molto smaltire, e che dunque si superano tutte le procedure, magari buttando, sversando nelle acque, nei terreni, oppure mettendoli semplicemente nei capannoni dismessi, che poi, guarda caso, prendono fuoco il giorno prima di un controllo da parte delle autorità. È una grandissima attenzione che dobbiamo avere tutti, una grandissima consapevolezza. I dati sono allarmanti. Anche una settimana fa c'è stata la notizia di un capannone trovato nell'area del sud del Padovano Rodigino, riempito di rifiuti speciali. Ma non è una novità, ne abbiamo trovati molti anche a Venezia e via dicendo. Io stesso sono relatore della missione, appunto, della Commissione Ecomafie sugli incendi, no? Sui fenomeni degli incendi. L'altro giorno ne discutevo anche in diretta qui con il Ministro dell'Ambiente, il Ministro Costa, che da generale dei Carabinieri è stato colui che ha combattuto la camorra, in particolare nella cosiddetta terra dei fuochi, terra degli incendi, dei rifiuti nell'area del Casertano. Ebbene, questa terra di fuochi ormai non è più solamente lì, ma è anche al nord, molto in Lombardia, rischia di essere molto anche in Veneto, e tenga in considerazione che in Veneto, avendo moltissimi capannoni dismessi, non c'è bisogno di dar fuoco, basta riempirli. E siccome sono tanti, in molti rischiano di essere riempiti.
Tra l'altro proprio ieri sera abbiamo dato la notizia nel corso del nostro telegiornale di un rogo in una carrozzeria per il quale è stato arrestato un ex della Mala del Brenta. Domenica scorsa a Silea un altro rogo ha interessato un'azienda di lavorazioni metalliche. I carabinieri stanno procedendo per incendio doloso. Gli allarmi da parte delle prefetture del Veneto sulla legalità in questo momento di fragilità per le imprese si stanno susseguendo, Ferrazzi. Sì, ci sono. Teniamo anche in considerazione il fatto che, grazie a Dio, il sistema della gestione dei rifiuti nel Veneto è un sistema virtuoso che funziona molto bene. Io con la Commissione ho modo di visitare anche molti altri paesi europei, anche non europei, e ho avuto proprio modo di vedere come il sistema Veneto sia un sistema di eccellenza, ed è esattamente per questo che va assolutamente preservato, anche perché il nostro ecosistema, il sistema ambientale veneto è molto delicato, è stato molto anche violentato e non dobbiamo assolutamente permettere che questo accada ancora. Ferrazzi, grazie davvero. Non so se è già collegato con noi Mauro Esposito da Caselle di Torino. Ecco, lo vedo. Mauro Esposito, che è un imprenditore che ha denunciato la 'ndrangheta e subito dopo la pubblicità ci spiegherà, ci racconterà la sua storia. Mi sente, Esposito? Esposito non mi sente ancora, allora mettiamo a posto l'audio. Intanto ringrazio davvero il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Con Esposito subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta, siamo in attesa di collegarci con l'unità di crisi di Marghera, il governatore Zaia, ma prima una testimonianza importante, una testimonianza civile innanzitutto. Ve l'ho presentato prima, poco fa, prima della pubblicità, Mauro Esposito, un imprenditore piemontese che ha avuto il coraggio, la forza di denunciare la 'ndrangheta, ha combattuto una guerra lunga anni e che non è ancora finita. Esposito si trova ancora sotto protezione e tra l'altro sta aspettando con ansia la data del 21 dicembre perché la sua azienda potrebbe in qualche modo fallire nonostante la lotta, nonostante gli appelli e l'appoggio di tante forze politiche. Buongiorno davvero a Mauro Esposito. Buongiorno. Ecco, Esposito, ovviamente la sua storia è molto lunga e articolata da raccontare. Lei ha scritto un libro, abbiamo anche la grafica, Le mie due guerre, un libro edito dalla nave di Teseo, una storia kafkiana per certi versi. Lei ha denunciato la 'ndrangheta qualche anno fa, ha avuto questo coraggio, dove l'ha trovato? È stata una questione di sopravvivenza. Mi trovavo in una situazione, io sono ingegnere architetto e quindi mi sono trovato a gestire una vicenda complessissima in cui, oltre alle minacce personali alla famiglia, era diventato impossibile lavorare in quel cantiere, quindi ho deciso, ovviamente non sapevo che c'era la 'ndrangheta dietro, l'ho scoperto nel tempo, ma sicuramente gli atteggiamenti facevano pensare a niente di molto diverso, e allora non ho accettato intanto le loro richieste e anche le loro proposte sotto un certo punto di vista, ho denunciato tutto ai carabinieri cercando di raccontare tutto ciò che ci stava accadendo, anche appunto le minacce che stavano subendo. Quindi la forza in quei momenti la devi trovare, è obbligatorio, secondo me, per senso civico, per mille ragioni, denunciare questi fatti. Ecco, le chiedo se si può solo avvicinare un po' al video così la sentiamo meglio. Esposito, lei ha denunciato, ha avuto la forza di denunciare la 'ndrangheta.
Allo stesso tempo però ha avuto problemi anche con la macchina dello Stato, con la burocrazia, perché di fatto lei, denunciando l''ndrangheta, è andato incontro a una serie di problematiche proprio operative della sua azienda. Purtroppo è così perché in effetti il libro si chiama Le mie 2 guerre, perché la prima guerra è combattuta contro un nemico, un brutto nemico che tutti conosciamo purtroppo quantomeno dai giornali, che è la malavita organizzata, ma che sai dove andare a denunciare, sai a chi rivolgerti e sei certo che comunque quell'apparato dello Stato farà di tutto per aiutarti, per proteggerti, e così ha fatto con me, addirittura poi anche i giudici le condanne. La seconda lotta, la seconda guerra è molto più complessa. Io come vittima di mafia ho ottenuto tutti quelli che erano, diciamo, i privilegi teorici che deve avere una vittima di mafia, ad esempio la sospensione delle tasse per 3 anni. Questa cosa importantissima che per legge è prevista, però prevede anche, sempre la legge, che nei primi 90 giorni della sospensione delle tasse lo Stato provveda a elargirti le provvisionali e comunque gli aiuti che servono all'impresa che ha denunciato, all'imprenditore che ha denunciato, quindi un'elargizione in denaro che sostenga l'azienda stessa. Questo non è accaduto a me, ma non accade mai. Cioè si è scoperto anche da un'interrogazione parlamentare, che poi ha avuto, diciamo, anche un'approvazione all'unanimità di un ordine del giorno, si è scoperto che l'imprenditore che denuncia e che riceve la sospensione delle tasse, che siamo pochissimi, ecco, dopo 90 giorni non riceve nulla, ma non riceverà nulla neanche dopo 2000 giorni. Il risultato è che l'imprenditore si trova obbligato a restituire le tasse che gli sono state sospese senza aver ricevuto l'elargizione, e l'elargizione è una piccola parte di quello che sarà il danno. Il danno nel mio caso è circa 7 milioni, 6 milioni e mezzo, riconosciuti insomma dalle sentenze. Abbiamo invece una elargizione che al massimo dovrebbe riconoscerci 1,5 milioni, quando di tasse a me ne sono state sospese 900.000. Questo per dire, è successo a tantissimi, e l'osservatorio che il Parlamento ha messo in discussione appunto in una delle sedute di qualche mese fa ha dimostrato proprio che molti imprenditori che hanno denunciato la mafia falliscono perché quei 90 giorni diventano 2000. L'imprenditore deve restituire il denaro all'Agenzia delle Entrate, che giustamente dice sono trascorsi i 3 anni, adesso mi deve restituire. L'imprenditore dice ma io non li avevo 3 anni fa, come faccio da vedere adesso? Mi ha addirittura sospeso le tasse per farmi andare avanti. Come nel mio caso, io ho 50 circa dipendenti, questi staranno a casa loro a un certo punto, se il 21 dicembre nessuno ci darà un aiuto. Il 21 di dicembre, se lei non ottiene delle risposte in tal senso entro il 21 dicembre, rischia di fallire. È così, ma è così come rischiavamo di fallire 3 anni fa. Cioè 3 anni fa noi stavamo fallendo un grande intervento di tutto il Parlamento, destra, centro, sinistra, effettivamente abbiamo avuto aiuti da tutti, e l'Agenzia delle Entrate ha dovuto, anche se non conosceva bene la procedura, ha dovuto accettare che noi non versassimo le tasse per 3 anni, e questo è stato un aiuto incredibile. Ma se oggi, a distanza di 3 anni, mi chiedi gli stessi soldi che volevi 3 anni fa, io come te li do? In 3 anni l'azienda è cresciuta, ha assunto delle persone, si trova in una condizione anche di forte espansione, ma se tu adesso mi obblighi a restituirti i soldi che mi hai sospeso proprio per farmi ripartire senza avermi dato il denaro che mi spetta, ma tra l'altro non è che mi spetta perché lo Stato deve essere una mamma che aiuta, mi spetta perché io ho subito dei danni e sono stati riconosciuti. Certo. L''ndrangheta non ce li può restituire evidentemente perché gli sono stati confiscati. Il fondo di rotazione per le vittime della malavita organizzata deve provvedere a 90 giorni e sono passati 3 anni. Ecco, questa è la sua vicenda, una vicenda umana e professionale molto dura. Prima abbiamo sentito anche il senatore Ferrazzi, abbiamo parlato di mafia a nord-est, di ecomafie e non solo. La cronaca, prima la regia ha messo in onda delle immagini relative all'aula bunker di Mestre, dove si stanno tenendo diversi processi in questi mesi contro i casalesi Eraclea, contro il clan dei Multari nella zona del Veronese Vicentino.
Lei che cosa si sente di dire a quegli imprenditori che soprattutto in questo momento di fragilità hanno a che fare con il crimine organizzato anche a nord-est? Io posso solo consigliare di denunciare, assolutamente, non hanno alternative, la denuncia è l'unica possibilità che abbiamo per poter da una parte cercare di cominciare a sconfiggere questo cancro, ma dall'altra parte è assolutamente l'unico modo che hai per tutelare anche te e la tua famiglia, perché se è vero che da una parte denunciando ti trovi in una situazione paradossale e comunque di grave rischio, perché ricordiamoci che tutti dicono che questi signori non dimenticano, quindi è vero, tutto vero, ma l'alternativa non ce l'hai, l'alternativa è quella di soccombere, perché se tu cedi alle pressioni, cedi a questi facili guadagni, comunque a questi aiuti, comunque questo è una cambiale che torna indietro, con la differenza che non avrai lo Stato dalla tua parte, quantomeno a livello formale, perché poi a livello sostanziale, come vi ho già spiegato prima, le difficoltà saranno enormi. Io non oso immaginare però chi invece da brava persona, solo per timore, solo per necessità, accetti i compromessi con queste persone, e addirittura peggio posso immaginare, quindi l'appello che faccio agli imprenditori è di non cedere assolutamente, ma quello che faccio al governo abbiamo, a quanto riguarda la mia azienda, ma non è il problema, non è della mia azienda, è di tutte le vittime di mafia. Per quanto ci riguarda abbiamo ancora circa 20 giorni perché qualcuno prende in mano un problema che peraltro è noto ha parlato del senatore Ferrazzi. Io spero di poterlo incontrare anche solo telefonicamente, se siete in grado di darmi un contatto, io spiego lui, ma insomma tutti conoscono il problema. L'onorevole Verini ha proposto più volte degli emendamenti dei Salva Italia, del Cura Italia, affinché si dicesse solo che la vittima di mafia inizia a ripagare le tasse contestualmente al momento in cui gli vengono fornite le elargizioni dello Stato, che aveva 90 giorni per dargliele e dopo 3 anni non le ancora date. Ci vuole l'imprenditore con molto senso civico, ma tenete conto che non stiamo parlando di un problema qualunque, stiamo parlando che denunciare queste persone, c'è chi ha conosciuto la mia storia o vorrà leggerla nel libro, ci sono anche insomma, tu rischi molto, rischi la vita quando hai a che fare con queste persone, me ne rendo conto. E quindi da una parte dico denunciate lo stesso, perché comunque quella parte di Stato, la Procura della Repubblica, le forze dell'ordine sono con noi, ci aiutano, gli uomini delle scorte, la polizia, la direzione investigativa antimafia, la DDA, sono sicuramente con noi. Sicuramente dall'altra parte la politica deve fare il suo lavoro e lo deve fare con forza, altrimenti che segnale diamo? Come possiamo andare a dire denuncia che poi ti troverai in un mare di guai? Certo. Bisogna dare una mano alle vittime di mafia. Leggo dal suo libro: se 20 anni fa mi avessero detto che sarei finito dentro questa storia, avrei fatto esattamente ciò che ho fatto. Mi sarei spaventato a morte, poi avrei denunciato. Lo rifarei 1000 volte perché è giusto, per nessun altro motivo. È una testimonianza civile e anche etica la sua, Esposito. Sì, la confermo. Devo dire che faccio fatica a confermarlo ogni tanto, ma la confermo, lo farei 1000 volte, sono convinto di aver fatto la cosa giusta, però davvero una preghiera che faccio alla politica: dateci una mano, aiutateci, perché possiamo essere testimoni di una scelta di successo. Perché lo è sicuramente sotto profilo umano, morale, personale, ma poi non possiamo lasciare a casa, come nel mio caso, 50 famiglie che non sapranno dove andare a battere la testa, perché poi il grande problema non sarà Mauro Esposito, che in qualche modo se la sfanga, e tutti i dipendenti che hanno sofferto con Mauro Esposito in questi anni, ma Mauro Esposito ha avuto la possibilità di affrontare direttamente il nemico, di andare nei processi, guardare negli occhi questi delinquenti. Loro vivevano nella mia azienda guardando le mie espressioni, guardando il mio umore, cercando di capire se la sera andando a casa avrebbero potuto ancora mettere, ma non è retorica, mettere veramente un piatto sulla tavola di queste persone. Tenete conto che tra l'altro l'estorsione mia è un'estorsione che si potrà leggere, ma la figura di danni maggiori nel mio caso è arrivata di nuovo da una sentenza civile, che chi avrà voglia di leggerla potrà capirlo. Quindi il danno della malavita organizzata è stato enorme, io il mio dovere l'ho fatto, i miei dipendenti anche, adesso tocca ad altri risolvere il problema che ha creato la malavita organizzata, ma ahimè anche una sentenza civile
contro la nostra società, che poi verrà considerata nel corso degli anni, come lei già conosce, una paglia giudiziaria. Noi venivamo condannati per su una causa che si fece l''ndrangheta per farcela pagare, come dicono loro nelle intercettazioni, ci fecero una denuncia dicendo che noi esercitavamo abusivamente la professione. Io sono ingegnere architetto, la mia è una società di ingegneria, noi veniamo condannati dal Tribunale di Torino per esercizio abusivo della professione e perdiamo tutto. Come dicevo prima, Esposito, la sua è assolutamente una vicenda kafkiana, ma di fatto chi leggerà il suo libro capirà che come sia tentacolare questo fenomeno, e lei è la dimostrazione che la mafia c'è ed è radicata anche al nord. Per anni si è detto che non c'era mafia, che era un affare del sud. È vero, sì, tutti volevano far credere questo, ma ben sappiamo che nel nord-ovest prima di tutto, ma adesso anche nel nord-est, abbiamo toccato con mano che questo è un problema veramente grave. L'operazione che ho fatto scattare con i miei denunci si chiama San Michele e fa seguito alla prima operazione, che era l'operazione Minotauro, la più conosciuta, certo, e ha portato in carcere centinaia di persone. So che nel nord-est, io seguo molto le vicende del nord-est perché sono stato onorato di essere membro onorario di Confindustria Belluno, e ringrazio il direttore generale e anche la presidente Berton per questa onorificenza, però quindi seguo molto le vostre vicende, conosco purtroppo i fatti che hanno coinvolto anche la vostra regione, che sono gravissimi. E purtroppo la mafia va dove ci sono i soldi, bisogna per seguire la mafia seguono i soldi. È difficile che la mafia faccia affari nei suoi territori dove evidentemente l'attività economica è decisamente più rallentata. Viene a farlo al nord, dove c'è il denaro. E soprattutto in questo momento di pandemia, dove le aziende sono maggiormente vulnerabili. Assolutamente. Cosa c'è di più facile che andare a individuare un imprenditore che ha forti difficoltà economiche e troppolii del denaro, che poi in certi momenti, se vogliamo, è quello che ha tenuto noi. Bisogna avere il coraggio di dire di no, bisogna dire no. Noi i facili guadagni non li abbiamo voluti, abbiamo pagato in prima persona, ha pagato i miei figli, mia moglie, ha pagato i miei dipendenti. È dura sapere che qualcuno ha tramato per venirti a ammazzare, è dura scoprirlo anche dopo. Ci sono dei contraccolpi anche psicologici che sono difficili da superare, però bisogna avere il coraggio e ripeto, fino alla nausea, ci stiano vicini i politici. Io sono disponibile a partire, andare a Roma in qualsiasi momento, a fare un incontro in qualsiasi momento per spiegare qual è il problema e com'è facile risolverlo. Perché poi la cosa assurda è che risolvere il problema delle vittime di mafia non è difficile, è facilissimo. Anche perché non è che siamo una moltitudine che hanno denunciato, siamo purtroppo pochi, ma se vogliamo che le persone che denunciano siano sempre di più, bisogna appunto portare gli esempi positivi e non gli esempi, cioè non puoi sentirti dire ma tu hai potuto denunciare perché te lo potevi permettere economicamente. Voglio solo far presente che ad oggi io supero i 300.000 euro, quasi 400.000 euro di spese legali per aver denunciato. E soprattutto ti trovi in situazioni veramente complesse, cioè la tua vita diventa stravolta. Bisogna fare in modo che la vittima di mafia possa essere portata come un esempio e possa andare in televisione, come in questo caso, a raccontare la sua storia come una storia di successo, non un dramma. Ciò nonostante, la frase che lei ha detto prima per me è un mantra, così deve essere. Esposito, per lei questo sarà l'ennesimo Natale sotto scorta, sotto protezione di fatto? Sì, diciamo che purtroppo Natale nel mio libro, chi l'ha letto, cioè nella mia storia, chi si ricorda chi l'ha letto appunto capirà che Natale è un momento in cui capita sempre qualcosa di brutto. Cioè a noi ogni Natale è successo qualcosa di brutto, tranne che nel dicembre del 2016, perché il 23 dicembre, il 21 dicembre, chiedo scusa, ho potuto ascoltare con le mie orecchie la sentenza di condanna di primo grado di una parte dei processi che sto seguendo, forse quello più importante, in cui veniva proclamata la condanna di alcuni soggetti di questa Andrina, che si chiama Andrina San Mauro Marchesato, distaccata a Torino, e contestualmente veniva
diciamo, riconosciuta la totale attendibilità e riconosciuti tutti i danni alla mia società e a me anche morali, danni che ovviamente, come ho già detto, non abbiamo mai visto. Quello è stato l'unico Natale dal 2010 passato in serenità. Tutti gli anni sono stati molto difficili. Sono stati Natali molto, molto duri. Esposito, la ringrazio davvero per questa sua testimonianza e per questo suo racconto, che penso arrivi in un momento in cui c'è bisogno di queste parole. Grazie a Mauro Esposito. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie Esposito. Allora, noi siamo in attesa di collegarci con il governatore Zaia. Vedo che non si muove ancora foglia in quella di Marghera, ma di fatto oggi, se ci spostiamo di qualche chilometro, a Vo si sta tenendo, fra poco ci collegheremo, un quarto screening sulla popolazione. Gli abitanti di Vo, quindi il primo comune colpito dal coronavirus in Veneto, sono chiamati per la quarta volta a collaborare allo screening condotto dal professor Andrea Crisanti, che ha trasformato questa comunità, lo ricordiamo tutti, nel primo laboratorio di studio sul Covid-19 in Italia e non solo. Sabato 28, quindi oggi, ma anche domani, si svolgono questi test su 160 residenti, quindi soltanto su 160 residenti che a maggio, dopo un prelievo venoso, avevano manifestato la presenza degli anticorpi, per verificare se a distanza di 6 mesi hanno ancora l'immunizzazione e quanto essa sia efficace. E il nodo, soprattutto in questi giorni in cui si parla tanto dei vaccini, è, lo capite benissimo, essenziale. I test saranno condotti dal Dipartimento di Biologia Molecolare dell'Università di Padova, di cui Crisanti, come sapete, è responsabile. Se nelle prime 3 occasioni, i primi 2 giri di tamponi molecolari conclusi con il terzo associato al prelievo di sangue erano stati testati tutti i 3.000 residenti di Vo, questa volta si tratta per l'appunto di una cifra ben più ridotta, 160 persone, quindi uomini e donne, che in primavera avevano evidenziato la presenza di anticorpi nel sangue. Proprio in questo momento vedo che è arrivato Luca Zaia, quindi ci colleghiamo con Marghera. Grazie, buongiorno a tutti, buon sabato, facciamo anche veloci, così sarà un sabato migliore. Tamponi 2.769.213, sono 18.307 tamponi molecolari. I test, i tamponi rapidi sono 938.224. In totale sono di tamponi rapidi 30.497, che sommati agli altri fanno 48.804. Siamo sui 50.000 tamponi, insomma, anche nelle ultime 24 ore. Numero dei positivi 140.972. Nelle ultime 24 ore sostanzialmente abbiamo 3.500 positivi su 48.000 tamponi. Quindi la calcolate velocemente l'incidenza, evito di farvi il calcolo, se no vado dappertutto. 7%. Sì, 7%, sì. Ma siccome chi che non sa fare i conti dopo fa anche le battute. Ricoverati 2.592, che in totale sommati, vedete, sono più 16, in totale sommati ai 3,28 sono 2.920, se non ho sbagliato il conto. Ma vedete, abbiamo più 7 in terapia intensiva e più 16 tra i ricoverati. Totale dei morti 3.644 più 83. Dimessi 6.973. Allora, come abbiamo detto anche ieri,
noi abbiamo ragionevoli conferme del fatto di essere, speriamo, perché poi la sfera della verità non ce l'ha in mano nessuno, nella parte alta della curva. Vedete che anche gli aumenti giornalieri sono aumenti, diciamo, che sono contenuti, no? Nel senso i 12, 10, 7. Resta ovviamente il grande problema della diffusione del contagio. Da oggi si aprono le medie e grandi strutture di vendita, domani è chiuso ed è l'ultimo weekend che avrà queste restrizioni, perché poi con il DPCM del 3, quindi fra qualche giorno, sarà inevitabile che queste restrizioni decadano e molto probabilmente non ci saranno più neanche altre attività. Certo che la preoccupazione c'è. Ieri, per non parlare di oggi, che ancora non si è ancora completata la giornata, ieri comunque abbiamo visto che Black Friday ha riempito i corsi cittadini. Noi abbiamo fatto questa battaglia non semplicemente per restare in zona gialla, che ricordo ai più disattenti che scrivono, che dicono era meglio la zona arancione perché lavoravamo di più, non avevamo le restrizioni, che con la zona arancione significa avere i confini comunali chiusi. Ve ne cito solo una di restrizione, il che vuol dire che il problema non è più quello del cliente su 20 metri quadri, ma il problema del cliente che non arriva più da fuori comune. Vabbè, questa è una partita che si chiude con mercoledì, il 3 mercoledì mi sembra, no? Giovedì. Dopodiché staremo a vedere, però guardate che con questo passaggio adesso tutti noi abbiamo la responsabilità di governare il processo. Perché voglio ricordare che se non evitiamo gli assembramenti, non è RT 1.2, andare un po' più in su e beccarsi la zona arancione è un attimo. È proprio dietro all'angolo. Poi non si venga a dire che era meglio la zona gialla, gialla plus, che qua, che là, che su e che giù. E voglio anche ricordarvi che il passaggio di zona non dipende dal numero di terapie intensive o di posti letto che abbiamo. È un di cui, ma molto in là come di cui. I 21 parametri, tra i quali spicca e pesa tantissimo l'R con T, che vengono analizzati, sentite magari per avere un chiarimento dalla dottoressa Russo, tengono presente in maniera importante dell'incidenza dei positivi sui tamponi fatti, tengono in presenza la sintomatologia dei positivi e quindi anche il grado di infezione che c'è con i sintomi connessi, gli asintomatici, il contact tracing come viene fatto e il grado di padronanza di governo della sanità. Cioè non vorrei mai che qualche cittadino pensi che comunque si resta in zona gialla perché abbiamo le terapie intensive o gli ospedali con i letti. Non è così. E comunque abbiamo l'obbligo di rispettare coloro che sono malati e dall'altro tutti gli operatori che stanno facendo un lavoro ciclopico in un momento nel quale abbiamo 2.920 ricoverati. Infatti, se da un lato abbiamo questo problema, dall'altro abbiamo un sacco di cittadini che soffrono per la mancanza di prestazioni ambulatoriali, di visite, perché comunque quando tu hai 3.000 persone ricoverate Covid, hai la sanità che inevitabilmente è orientata su questa emergenza. Voi dite, ma perché dice queste robe? Le dico perché è giusto fare patti chiari e amicizia lunga. Siccome questo sforzo che abbiamo fatto è uno sforzo che noi abbiamo fatto per garantire che ci fosse un minimo di economia, cioè non posso pensare che adesso sia un problema avere la zona gialla, perché se non piace la zona gialla provatevi quella arancione. E io ho l'impressione che alcuni, ma non sto parlando di un pensiero diffuso, sto parlando di un ragionamento che voglio fare, ho l'impressione che ci sia comunque qualcuno che non ha capito cosa voglia dire chiusura dei confini comunali. Vuol dire che la spesa la fai nel tuo comune,
quindi non vai più a comprarti i mobili all'Ikea, non vai più a comprarti l'abbigliamento nel negozio, nel magazzino di abbigliamento di fiducia, non vai più a fare la spesa fuori dal tuo comune perché c'è il supermercato che ti piace, ma se hai l'alimentari nel tuo comune devi restare nel tuo comune, devi girare con l'autocertificazione in continuazione. Io penso che quelle limitazioni siano limitazioni alle libertà ma anche all'economia. Quindi questo sforzo che abbiamo fatto, che ha prodotto di essere sostanzialmente una mosca no bianca gialla, io spero che con i prossimi giorni si riesca a dare la dimostrazione che controlliamo gli assembramenti. Ieri non abbiamo avuto un bel segnale, proprio per nulla. E sentite, cosa volete che vi dica? Noi non abbiamo il ruolo di educatori, perché è giusto che sia così, non abbiamo il ruolo di quelli che devono rimboccare le coperte la sera, ma abbiamo semplicemente il ruolo di fare un percorso assieme ai cittadini. Siamo tutti cittadini, non c'è nessuno che deve offendersi, però è pur vero che se continuiamo con gli assembramenti i contagi continueranno a salire perché il virus c'è. Guardate, nella prima fase avevamo tutti paura di morire, lo possiamo dire questo, no? In questa che impropriamente chiamiamo seconda fase, ma è, diciamo, è la nuova evidenza, perché io non penso che il virus fosse sparito a giugno e sia ricomparso a ottobre perché abbiamo vissuto durante l'estate. Dai, il virus c'è sempre stato, abbiamo l'evidenza da parte di alcuni ricoverati che avevamo anche durante l'estate, ma come accade per altri aspetti, pensate ai virus influenzali, che non sto dicendo che è un virus influenzale, ma pensate ai virus influenzali, diventano latenti, meno aggressivi con le alte temperature e con i raggi ultravioletti dell'estate. Prova ne sia che d'estate noi non abbiamo l'influenza. È tornato a farsi vedere a ottobre, non è una seconda fase, è ancora qui e continuerà a farsi vedere fino ad aprile. Probabilmente sarà così. Avremo dei picchi, si tornerà giù, si stabilizzerà, ma siamo preoccupati del fatto, ad esempio, che con gennaio ci sarà una congiuntura astrale terribile, no? La più grande campagna di vaccinazione, l'influenza e il coronavirus. Non si dica che poi non l'abbiamo detto. E non si viva dell'alibi che se c'è un problema è perché qualcuno non ha lavorato. Perché quest'estate noi abbiamo provveduto alla riorganizzazione del sistema del rafforzamento delle microbiologie del Veneto, sono 14, abbiamo provveduto al tema delle terapie intensive e vi abbiamo portato evidenza, abbiamo provveduto, e l'ho fatto il dottor Rigoli, a lavorare sul test rapido che oggi è quello che ci salva nelle campagne di screening di sanità pubblica, abbiamo fatto tante altre attività, abbiamo presentato infatti un nuovo piano di sanità pubblica. Detto questo, se nella prima fase avevamo paura di morire, in quella che definiamo seconda fase sembra quasi che il problema sia diventato di quelli che sono dentro quell'edificio, l'ospedale. Presente quando si passa davanti a un carcere? Sì, sono condizioni malsane, sì, però io non sono in carcere. Cioè non è che possiamo pensare che si apra questo solco tra chi soffre e chi non soffre. Non è che può passare l'idea che tanto se me lo prendo bisogna che sia ammalato e tanto sfortunato se mi viene proprio un grosso guaio. Perché capite che questo solco da qui ad aprile diventa non un solchetto normale, diventa una fenditura che diventa un burrone. Quindi non può essere sempre più una battaglia delle istituzioni e non possiamo neanche, perdonatemi ma ste robe le devo dire, non possiamo neanche pensare che la restrizione diventi una prerogativa della istituzione di turno che deve far vedere che il potere passa attraverso l'erogazione di una restrizione, privando libertà personali e vivendola con una forma di coercizione. Quindi dico, se è liberi tutti, prendo atto che è liberi tutti, ma si sappia che noi lì abbiamo 3.000 persone che hanno bisogno di cure e se aumenteranno dovremmo ricoverare altre persone e pian piano smontare erogazione di altri servizi.
Non venitemi a dire che potevamo pensare di avere più letti o più altro, perché sono tutte fandonie. Intanto la dotazione organica dei letti della sanità italiana è stabilita per legge. Quindi quando sentite qualcuno che viene a dirvi ma Zai ha tagliato letti, ma Bonaccini ha tagliato letti, ma Attilio Fontana ha tagliato letti, vi dice una balla, perché è stabilito per legge che tu devi avere quei letti, sono 3 per ogni 1000 abitanti, 3 per 1000 abitanti. Se andate... e 0,5 di riabilitativo. Se andate a vedervi si chiama decreto ministeriale 70 del 2015. Cioè non è che... perché è giusto parlare anche delle narrazioni e delle leggende metropolitane. E quindi non è che noi possiamo pensare che questa sia una sfida solo delle istituzioni. A me preoccupa, perché se diventa una sfida solo delle istituzioni non la vinceremo mai. La dobbiamo vincere come popolo. E quindi l'impegno che si chiede ad ognuno, di portare, oltre di portare mascherina, di evitare gli assembramenti. Guardate, ne avremo una prova da mercoledì, ma già si sta vedendo, perché comunque c'è l'assembramento, crea maggior occasione di diffusione del virus. E lo vedremo poi alla fine nei contagi, nei pronto soccorso, negli ospedali, nelle terapie intensive e nelle cellule mortuarie, nella peggiore delle ipotesi. Questo è il processo. Voi dite, perché dice queste robe? Non è un atto di accusa contro nessuno, lo dico perché è giusto che chi ha compiti e responsabilità di governo dica le cose come stanno. Se noi non abbiamo la collaborazione dei cittadini, da sta roba non ne veniamo fuori. Punto. Se dopo uno pensa che l'ammassamento sia una roba normale, non c'è nessun problema, ok, ne prendo atto, però poi non si dica che non l'avevamo detto, no? Ipse dixit. Quindi io mi fermo qua. Avremo un paio di riunioni con il governo già da lunedì per parlare del nuovo DPCM, che sarà cruciale, come vi dicevo ieri. Pensate, c'è influenza, vaccinazioni e Covid. E capiremo quale saranno gli strumenti che proporranno. Io personalmente sono convinto di due cose: uno stato di polizia non serve, è inutile, è insostenibile, cioè non possiamo rincorrere i cittadini per far multe, io sono sempre stato contrario a questo. Dall'altro c'è anche da dire una roba, che dobbiamo investire su un processo di coinvolgimento della popolazione, perché se vediamo che è cambiato qualcosa dal terrazzino con andrà tutto bene a sono fatti tuoi, vuol dire che qualcosa di mezzo c'è, ed è uno spazio che altrimenti viene occupato da altri, dal fronte negazionista, dal fronte di chi dice che è tutta un'invenzione, dal fronte di chi dice che c'è ma comunque non è una roba così grave, dal fronte di chi dice che i morti non esistono, da quelli che dicono che comunque sarebbero morti comunque. Tanto ve vi porterò anche uno schema sulle mortalità e poi fate le vostre considerazioni. Questo dovevo per conoscenza, come si dice. Vi do anche un dato che vi dà una dimensione da febbraio ad oggi, però vi dico già, poi vi diamo anche un istogramma e dimostra che febbraio, marzo, insomma la parte era proprio infinitesimale rispetto a ottobre-novembre, dei bimbi positivi al Covid per provincia e per classi di età. Adesso il totale sono 9.431, ma il vero tema è che per classi di età, per dire, non so, in Veneto, se mi interessa la classe di età più, diciamo, importante, tra i positivi abbiamo ovviamente la fascia scolastica. Dai 7 ai 14 anni abbiamo 6.724 ragazzi. E di attualmente positivi tra i 7 e i 14 anni ne abbiamo oltre 3.000. Vi ricordo che sono chiuse, perché vi abbiamo fatto con queste fasce di età? Perché sono chiuse le superiori. Anche qui per dire che non è che parliamo di scuola, cioè qui non c'è nessuno che vuole la scuola a distanza, la DAD, siamo tutti per la scuola in presenza, ma negare che i focolai scolastici non esistano, cioè, non è corretto. Il tema non sono i trasporti, guardate, in questo momento i trasporti non sono un problema, i focolai ce li abbiamo, sono tutti, come vi dicevo ieri, focolai primari, cioè sono virus che entrano in classe da un veicolo, da un portatore.
in alcune classi abbiamo già i casi secondari, cioè che ci sono già infettati in classe, e quindi la classe rischia di diventare lo snodo intermodale, definiamolo così, perché fa entrare il virus e poi lo dirotta nelle diverse famiglie, nelle diverse comunità. Non è una posizione contro la scuola, però dico che è fondamentale conoscere i dati per poi non dire che se lo sapevamo avremmo magari fatto qualcos'altro. Quindi noi diciamo che il 9 secondo noi è sbagliato aprire, fermo restando che nessuno ci ha proposto di aprire il 9, ma c'è un po' di dibattito sui giornali, perché comunque si aprirebbe solo per 10 giorni. Dall'altro c'è da dire che forse varrebbe la pena di fissare una data che può essere l'8 gennaio, il 20, il 1 di febbraio, lavorare ed essere sicuri che poi si riescano a gestire i focolai. Vi ricordo che noi siamo, penso, l'unica regione che entra con il baby tampone per quanto possibile nelle fasi di screening. Adesso sono arrivate le macchinette. Baby tampone non è il fai da te, tra l'altro è fatto mutuando l'intelligenza artificiale con una macchinetta che ci permette di fare 5 ragazzi in ogni campione in 11 minuti e quindi riusciamo a fare attività di screening di massa. Ovviamente a volte ci sono tante richieste e qualche difficoltà c'è, però insomma questo l'abbiamo fatto. E poi vi diamo queste due, secondo me sono due cose interessanti, cioè c'è una tabella e avete anche gli istogrammi, vedete, li vedete già a occhio nudo, qui c'è febbraio, qui sono i nostri mesi, li vedete? Qua si andava a scuola, qua no. E poi avete le fasce d'età. Più che altro, ma ripeto, non è un discorso contro la scuola, ma chi ha l'obbligo di occuparsi di sanità pubblica, cioè noi, abbiamo l'obbligo di dire come stanno le robe. Punto. Io non ho altro da aggiungere. Questi Carlo te li lascio, se poi li volete potete fare, le facciamo fare Maria e Federico. Ah, grazie Federico, così ve le diamo subito, perché non ce l'abbiamo sul supporto informatico. Fai una scamerata. Allora vedi se riusciamo, o se avemo, dai, grazie. Subito la mano di Tosato, Pederiva, Fois, Zambò. Il nuovo atterraggio si chiama Silvia Moscati, chiedo scusa se finora ti definivo con la testata, e collega di TV7. No, tranquillo. Buongiorno Presidente, io avevo 3 cose da chiederle. La prima riguarda una sua affermazione che ieri ha suscitato delle reazioni da parte dell'opposizione politica, ovvero del PD, ma anche da parte della CGIL con delle note. Ovvero la sua affermazione, vado a memoria, ma insomma lei ha detto, parlando dell'addizionale IRPEF, dell'addizionale regionale IRPEF, ha detto noi da oltre 10 anni rinunciamo a questo introito, forse abbiamo commesso l'errore più grave della storia perché la memoria umana è breve, non avessimo lasciato nelle tasche dei cittadini questi soldi, adesso disporremo di un budget da utilizzare magari per il sostegno diretto delle famiglie e delle imprese. Vado a memoria, ma mi pare che il senso fosse questo. Era soltanto così una riflessione estemporanea o sta riflettendo su una possibile cambio di linea su questo versante? Ma sai, proprio simpaticamente, se me la facevi ieri sta domanda evitavi di fare un titolo in prima pagina oggi, no? Nel senso che l'avete iperpompata e adesso immagino che è difficile anche tornare indietro. Però io ho fatto semplicemente una cosa. Erano le sue parole, non è che le abbiamo inventate. Però io non ho detto che mi sono pentito di aver tolto le tasse ai veneti. Io non mi sono assolutamente pentito, è stato un impegno preso con i veneti e lo portiamo avanti. Ho semplicemente detto che la memoria a volte è breve e non si ricorda che non si sono prelevati più di 12 miliardi potenziali dalle tasche dei veneti. Ho fatto anche l'esempio che ci sono regioni che magari danno qualche contributo, non grandi robe. Vi ricordate l'esempio dei medici, no? I famosi 1.000 euro una tantum. Sembrava che fossero, e io ho detto guardate che i veneti danno i 1.000 euro, adesso noi li abbiamo dati,
ma questi dovete aggiungerci i 4.800 euro che non abbiamo prelevato in 10 anni di IRPEF nella busta paga di quei medici. Quindi noi è come avessimo dato 5.800 euro. Però mi rendo conto che queste sono cose che poi non si ricordano. Ho detto che se avessimo avuto il budget dell'addizionale avremmo potuto, ma sono delle riflessioni che a me sembrano logiche, ma non di pentimento. L'ho detto perché c'era stata presentata la situazione di alcune regioni che fanno delle cose, ma sono tutte regioni che fra l'altro danno, ma continuano ad applicare la tassa. Cioè, quindi sono cioè è come se io domani mattina applicassi l'IRPEF, getta 200 milioni di euro, continuo a prelevare e poi elargisco. Allora qualcuno dice sì, vabbè, ho visto i vostri articoli, prelevi dai ricchi e dai poveri, questo è più o meno l'adagio. Guardate, cioè, premesso che si dà come presupposto che tutti quelli che hanno delle risorse ce le hanno perché hanno pagato le tasse, no? Perché se no non riusciamo a prelevare, non è che noi non andiamo a prelevare il nero, a me sono concesso che ci sia, ma preleviamo da redditi dichiarati che hanno già pagato le loro aliquote e tutto. E per carità, la solidarietà è sempre qualcosa che tutti noi pratichiamo. Ci sono persone più fortunate e meno fortunate, ma far partire una lotta di classe in questo momento non mi sembra proprio il caso. Quindi non c'è stato nessun pentimento, nessun atto penitenziale da questo punto di vista? Ma no, non è all'ordine del giorno quello di applicare le tasse ai veneti in questo momento, assolutamente no. Ecco, invece due questioni rapide. Ti dirò anche la verità, che se qualcuno aveva tutta questa voglia di applicare le tasse ai veneti, lo doveva dire in campagna elettorale. Non ho sentito nessuna forza politica che portasse avanti l'idea di applicare le tasse ai veneti in campagna elettorale. Adesso vorrebbero che io le applico, però. Vorrebbero che io le applicassi, scusate. Cioè qua bisogna stare attenti a dire tutto. Ecco, invece due questioni propriamente sanitarie. Sì. Una riguarda, ecco, lei stesso lo accennava, devo dire con molta onestà, perché è bene che la gente insomma lo sappia, l'emergenza Covid, come ci insegnate, ha avuto dei costi inevitabili in termini di prestazioni ospedaliere. Anche nella prima ondata, pesanti. Anche nella prima ondata, certamente. Perché sappiamo, insomma, bisogna concentrare. Mi ha colpito un dato che un sito che si chiama Motore Sanità ed è piuttosto documentato, ha calcolato quello che può essere il costo umano in termini di ritardi nello screening oncologico e di visite ambulatoriali legato a questo. Mi chiedo se avete, questo è soltanto un esempio, se parliamo dell'oncologia ci sono tanti altri versanti di patologie, è una questione che vi è stata sottoposta, cioè quella che conosciamo? Certo, che conoscete sicuramente, ma è possibile un po' un ripensamento, un tentativo di recuperare il tempo perduto ma guardate, forza di cose, ma insomma. Cioè qui dobbiamo ragionare come comunità. Però, se vogliamo prenderci in giro c'è spazio di una vita, se vogliamo dire le robe come stanno ci mettiamo 2 secondi. Davanti a 3.000 ricoverati che hanno la necessità di avere le cure, il sistema comincia ad andare in fibrillazione, punto. Cioè va in fibrillazione qui, va in Lombardia, va in Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia, in Piemonte, in Toscana, tutte le regioni, in tutto il mondo è così. È un film che abbiamo già visto a marzo questo. Peraltro a marzo voglio ricordarvi che in virtù del lockdown noi abbiamo avuto meno pressione perché non avevamo i politraumatizzati, i cittadini si infortunavano di meno in generale, avevamo tutta una serie di attività sanitarie che oggi abbiamo. Cioè, oggi noi abbiamo un'attività sanitaria ordinaria, non compressa, cioè una richiesta di sanità ordinaria non compressa, e ne abbiamo una di straordinaria in aggiunta. Qui non è che è colpa di qualcuno, questo è il sistema. Se avessimo 1000 medici, avessimo la possibilità di avere personale che può fare attività aggiuntiva, è ovvio che
avremmo già reclutato tutti quelli che si potevano reclutare, ma cioè, il fondo del barile è stato scavato. Uno può dire, vabbè, ma i veneti non capiscono nulla. Beh, andate a vedere in altre regioni cosa sta accadendo, è uguale. Ma è vero, cioè, è assolutamente vero, una sanità perfetta ce l'abbiamo quando non abbiamo 3.000 pazienti problematici, tutti in un colpo da curare per un virus. Per questo l'appello mio è agli assembramenti, perché tu magari non ti prenderai il virus, ma magari non ti fai la prevenzione al colon retto, piuttosto che non ti fai la mammografia o altre robe, perché stai in perfetta salute, potremmo magari fare una prevenzione e guadagnarsi sul profilo della tua salute. Quindi alla fine, se anche pensi che il Covid a te non ti toccherà mai, ma magari ti toccherà qualcos'altro e non riusciamo a intervenire. Non so se questa può essere un'ulteriore motivazione per andare a fare casini in giro per le piazze. Però credetemi, cioè, io penso che sia anche giunto il momento che io non le dica neanche più queste robe, è l'ultimo giorno che le dico, cioè, voi le avete registrate, domani le scriverete, stasera le proietterete, le farete vedere in TV, basta, cioè sto qua tutti i giorni a parlare degli assembramenti, cioè, basta, cioè, diventa noioso e posso dire anche poco rispettoso nei confronti dei cittadini, se hanno deciso di farli, via. Sentite, abbiamo deciso di dare un segnale per gli over 65 per la spesa. Allora, mi arrabbierei poco, ma mi arrabbierei se vedessi i giovani che vanno a fare la spesa la mattina nelle prime 2 ore. Ma vedere gli over 65 che vanno in tutte le fasce orarie fuori che le prime 2 ore, allora dico, beh, basta, cioè, chi è causa del suo mal pianga se stesso, guardate, noi cerchiamo di organizzare un po' i flussi, se poi i flussi non si fanno organizzare, pazienza. L'ultima cosa, molto rapida, la questione vaccini. Insomma, i vaccini da molte parti scarseggiano. Adesso i farmacisti hanno ceduto le loro quote a 30.000, ma insomma alla luce dell'esperienza forse sarebbe stato opportuno prevederne una quota maggiore, posto che è stata maggiorata molto rispetto all'anno scorso. Non ce n'è sul mercato. Non c'è. Noi l'abbiamo raddoppiata la quota. Raddoppiata, comunque noi adesso distribuiamo i 30.000 che le farmacia e abbiamo ringraziato, hanno detto insomma li lasciamo per le categorie protette, 50.000 che è il spray per i bambini fino ai 18 anni che l'abbiamo recuperato col Ministero e poi 3.000 dosi, altre 3.000 dosi comprate per soprattutto gli allergici e quindi insomma le persone un po' più problematiche. Però ci è stato comunicato a noi come anche a tutte le altre regioni che il famoso 20% in più che dovevano darci le case farmaceutiche non lo danno a nessuna regione perché non riescono a darlo. Sì, ben venga questa domanda, quindi non è una difficoltà o un limite di programmazione, non ce n'è, o meglio mi sembra di capire che ci sarebbe ma viene da paesi per i quali non hanno, spieghiamo questa roba. No, c'era l'ipotesi della Cina, però il governo doveva, quindi il Ministero tramite AIFE, fare un accordo con la Cina e non l'ha fatto perché non hanno ritenuto opportuno, insomma doveva passare tramite un'autorizzazione ministeriale che non c'è stata. Oggi nella riunione con i DG rispetto al numero di dosi che vi ho detto adesso abbiamo detto ai direttori generali di darle alle categorie più a rischio, quindi agli anziani, insomma queste che arriveranno le 30.000 eccetera, di darle alle categorie insomma più problematiche, insomma diamo indicazioni anche in quelle USL che sono oggi un po' più in difficoltà. Siccome questa cosa interessa molto, può ricapitolarci le cifre, Assessore? 30.000 sono le dosi del vaccino che avevamo acquistato già quindi in agosto, che erano quelle delle farmacie. 50.000 dosi. Scusa, che è nostro, che avevamo dedicato alle farmacie ce lo lasciano, sì. Ma l'abbiamo comprato noi. No, che non passi l'idea che l'ha comprato qualcun altro. 50.000 sono dosi nuove di uno spray per bambini fino ai 18 anni, quindi può essere dato solo alla fascia bambini minori fino ai 18 anni e 3.000 dosi in più appunto che abbiamo recuperato sul mercato. Queste sono le cifre che arriveranno. Grazie. Prego. Federiva. Grazie, buongiorno Presidente. Torno sulle prestazioni che sono state sospese, quelle programmate, nel senso che oggi il sindacato dei medici ospedalieri CIMO
dice di condividere naturalmente la motivazione che ha portato a questo rinvio, però teme che questo comporterà un allungamento delle liste d'attesa rispetto alla prima ondata, è inevitabile, visti i tempi che ora si prospettano più lunghi. Propone una sorta di delocalizzazione, la chiama così, delle attività, facendo delle convenzioni magari con cliniche private o altre strutture esterne alle aziende ULSS che possono mettere a disposizione spazi e apparecchiature, di modo che i medici possono andare lì in regime pubblico o anche di intramenia, insomma. È fattibile secondo voi questa ipotesi? È affrontabile, però abbiamo l'emergenza di mezzo. Cioè, considerate che abbiamo gli ospedali che ovviamente sono sotto pressione. È ovvio che noi le stiamo pianificando tutte, come anche il tema di un progetto per le liste d'attesa, ma in questa fase siamo in una fase acuta dove siamo fortemente impegnati su questo fronte. Poi i privati sono stati coinvolti sia per prestazioni accessorie che per occuparsi di quello che è di erogazione di sanità ordinaria, però ai privati voglio ricordare che in Veneto non sono tanti, siccome si dice sempre che siamo pieni dei privati, e in questo momento se ne avessimo avuto tanti allora avremo tanti ospedali, ma noi la quota del privato non è così importante. Pensate, sulle terapie intensive hanno una cinquantina di posti su un migliaio, quante sono? 44. Su un migliaio di terapie intensive. C'è comunque una data al momento prevista per il blocco delle prestazioni? No, non hanno. Monitoriamo giorno per giorno e vediamo appena si può si apre. Abbiamo anche il discorso della libera professione. Anche sulla libera professione vorrei spiegare, perché va sempre visto in maniera poliedrica il problema, no? Ma io mi pagavo il mio professionista e mi vietate anche questo. E noi l'abbiamo fatto per un motivo, perché abbiamo detto che se non si riesce a erogare il servizio, o meglio c'è un ritardo, non ci sembrava utile pensare che il ritardo restasse ancora più accentuato sul canale pubblico e magari in privato venisse fuori proprio sempre questa dicotomia, ma pagando me l'hanno fatta subito. Abbiamo cercato di fare anche un'attività di perequazione, no? In un momento di difficoltà, per evitare che poi non ci fosse che chi aveva risorse poteva comunque scegliersi un canale privato privilegiato e gli altri dovevano mettersi in una coda ancora più lunga di attesa. È stata data una lettura invece distorta da alcuni, no? Potevate almeno lasciare libera la libera professione, sì, ma l'accesso l'avremmo lasciato comunque a coloro che potevano permettersi la libera professione, ancora una volta mortificando e penalizzando di più tutti coloro che non avevano i soldi per farsi visitare. Considerate che il medico in libera professione sono i nostri professionisti, sono gli stessi medici che lavorano poi per il canale pubblico con il ticket. Noi non abbiamo nulla contro la libera professione, i nostri medici devono farla la libera professione, è prevista per legge e noi rispettiamo, però in questa fase abbiamo fatto questa scelta. Poi sugli accessi al pronto soccorso, ieri il Presidente ci diceva che sembrano in calo. Sì. Il termometro che ci arriva però dagli operatori è che stiano calando effettivamente i pazienti Covid, perché hanno capito che devono chiamare il medico di base, le USCA forse è già una bella roba. Granando, esatto. Notano però sempre un alto livello di accessi abbastanza impropri. Ecco. Definiamoli codici bianchi, se no qualcuno si offende se diciamo impropri. Ecco, abbiamo sicuramente il tema di fare appello, ti ringrazio per la domanda, di fare appello ai cittadini e di rivolgersi al massimo al proprio medico di base, che non si occupa solo di Covid, e quindi magari anche con una telefonata, la possibilità di fare anche una consulenza telefonica, di sentire, cioè cercare di avere il medico di base come riferimento. Questo è fondamentale, visto e considerato che io ricordo che con la prima fase noi facevamo più o meno 4.500 accessi in tutto il Veneto al giorno, prima del Covid. Nella fase del lockdown siamo arrivati, siccome c'era paura, a 1.200 al giorno. Oggi siamo invece a livelli normali, come non ci fosse nessun problema. Cioè stavamo distanti dagli ospedali durante il Covid, tranne i medici che ci andavano. Poi vorrei chiedere qualcosa sulle case di riposo e le rette, magari la chiedo all'assessore. Lascio l'assessore dopo, sì, grazie. L'ultima è solo una riflessione che viene proposta, mi hanno contattata 2 lettori, uno è un maestro di sci della zona del Bellunese in riferimento allo sci alpino impianti, l'altro invece è un appassionato di sci nordico che quindi non ha bisogno di impianti. Entrambi comunque dicono, ma sanno di sfondare una porta aperta,
che gli assembramenti che eventualmente ci sarebbero in montagna non sono paragonabili a quelli delle città? A quelli delle città, di Maradona, dei negozi del Black Friday. Ma l'ho detto prima. Avevo detto che gliel'avrei detto, quindi ho riferito. No, ma hanno assolutamente ragione e dico, sarà esattamente quello che io dirò nella prima riunione. Se il tema è del nuovo DPCM il no all'assembramento, deve essere no per tutti. Non è che tu puoi chiudere le piste da sci per l'assembramento, e anche qui c'è chi mi scrive e dice ma tu non devi difendere la possibilità di andare a sciare. Sembra quasi che stiamo difendendo il privilegio di chi ha i soldi per andare a sciare invece di fare azione di penitenza durante il Covid. O peggio ancora, non devi difendere gli interessi dei pieni di soldi degli impianti. Ma premesso che non difendiamo quelli che devono andare a sciare, non difendiamo quelli degli impianti, possiamo parlare degli studenti che lavorano negli impianti di risalita, degli studenti e dei lavoratori che lavorano come maestri di sci, dei lavapiatti dei ristoranti, dei camerieri, delle donne delle pulizie, delle donne che fanno le camere degli alberghi, di tutto un pullulare di persone che vive di un'economia che magari qualcuno non vede, perché vede sci pensa subito ai palini, alla discesa slalom gigante, ma noi stiamo parlando di un'economia che vale per tutto l'arco alpino 2,5 miliardi di euro. Però dico, è sempre parlare di skate. No, non stiamo parlando di soldi, ma stiamo parlando di sopravvivenza, che è un'altra roba, perché una montagna senza la stagione è una montagna che si spopola, punto. Allora, se sei no gli assembramenti, Angela, è no per tutti. Quindi io nel DPCM chiederò che siano chiari sugli assembramenti e dirò che l'assembramento dello sci è sicuramente il meno pericoloso nella categoria degli assembramenti. Poi Zambò, Moscati e TV7. Buongiorno Presidente, Ciao. Io mi ricollego per quello che riguarda la tematica dell'erogazione dei servizi sanitari, che chiaramente sono inferiori per l'emergenza Covid, scendendo proprio nel dettaglio di un caso che ci è stato segnalato in redazione a Rete Veneta, che ci ha particolarmente colpito. Si tratta di una futura mamma al 4º mese di gravidanza, la cui ginecologa esercita all'ospedale di Bassano del Grappa. Ebbene, questa donna è stato detto che tutte le visite, anche la libera professione, come si diceva prima, sono state bloccate fino a data da destinarsi. Ci ha colpito intanto per questa mamma, ha detto che si sente abbandonata dal servizio pubblico, ma soprattutto lei ne parlava anche adesso, rimasta colpita dal fatto che sono state bloccate anche le visite in libera professione. Lei diceva, in questo caso si potrebbe per esempio adibire una struttura per queste, se proprio non può essere fatta a San Bassiano, ma così ci si lascia abbandonati. Allora, verificheremo il caso e grazie per averlo segnalato, però il rovescio qual è? Che il professionista che fa la libera professione, che non la fa più, fa comunque le visite istituzionali. Il problema di questa cittadina è che dice: io ero abituato ad un canale con la mia professionista, il mio medico che mi visitava a pagamento, che è lo stesso medico che visita, fra virgolette, con la mutua. Allora, domanda, capisco tutte le ragioni della signora e immagino che ci sia un rapporto anche, come si può dire, fiduciale, non è il rapporto di una signora in gravidanza con il proprio medico. Però la domanda a quale noi dobbiamo rispondere: l'ospedale sta garantendo le visite alle donne in gravidanza oppure no? Immagino che la risposta sia sì, perché se no cominciamo a preoccuparci. Dopo la seconda domanda, le garantisce anche a pagamento? No. E dopodiché la signora ha ragione di porre la questione. Verificheremo, facciamo una verifica, io non so dire. Anche perché da come scriveva sembrava tutte le visite bloccate fino a data da destinarsi, l'impressione... No, tutte le visite a pagamento, le dice. Professionale, libera professione vuol dire... Anche quelle in libera professione, quello ci ha fatto pensare, cioè che fossero... Però lo verifichiamo, guarda, cioè guarda, posso dire, se fosse così ci sarebbe una rivoluzione, perché immaginate tutte le donne in gravidanza che non sono più visitate, cioè, a noi non risulta che sia così, però verifichiamo, probabile che la signora ci abbia segnalato un problema che non conosciamo.
Sono 68 gli ospedali in Veneto, perché la gente quando scrive pensa sempre che noi siamo lì, 68, 54.000 dipendenti. Sì, e qua parlavamo anche di un ospedale di un centro piuttosto importante, anzi dove ha la sede legale un'azienda sanitaria. Sì. Sebastiano. Ma ce ne sono tanti ospedali. Perché io le chiedo anche un'altra cosa, il sindaco di Arcade ha deciso questa mattina assieme agli alpini di cancellare lo storico Panevin di Arcade. Ha fatto bene. Io volevo chiedergli proprio se questo potrebbe dare il là alla cancellazione dei Panevin quest'anno. Ma guardate, io penso che gli assembramenti, quest'anno purtroppo ragazzi, ve lo dice un sostenitore del Panevin, uno che li sostiene veramente il Panevin, vi dico che quest'anno è impensabile programmare a 6 di gennaio Panevin con migliaia di persone. Arcade farà, quando va male, farà 6-7 mila persone. Ci sono un sacco di bimbi, un sacco di persone anziane, è la tradizione, la storia, l'identità. Per lui secondo me ha fatto benissimo il sindaco Gazzabin di Arcade e immagino che sarà seguito da tutti gli altri, premesso che immagino che il DPCM vieterà queste forme di assembramento, perché se non vieta l'assembramento del Panevin immagino che tutti all'ultimo dell'anno si sentiranno liberi anche di andare nelle piazze, però vedete anche qui c'è necessità di scrivere una roba del genere in un DPCM? A me sembra logico che non deve andare in mezzo al casino. Posto Fois, Zambon, Mosca. Buongiorno Presidente, Buongiorno. 3 cose veloci. Dice che ci saranno un paio di incontri col governo, uno sarà la conferenza delle regioni sempre con Boccia e sì. Lunedì e poi martedì. Sempre la stessa squadra schierata. La formazione è sempre Presidente di Regione, Boccia, Speranza, e non escludo che ci sia anche il Presidente del Consiglio, forse ci verrà anche il Ministro delle Finanze, non lo so, dipende da cosa discuteremo, forse anche la scuola, se si discuterà di scuola. Di solito le formazioni sono variabili a seconda dei temi. Ok. Le chiedo, di tutti i discorsi che abbiamo fatto oggi, mi pare che lei stesso ha detto non voglio più parlare di assembramenti, ci annoiamo, diciamo sempre le stesse cose, però è anche un po' il tema cruciale. Oggi le strutture di media e grande dimensione di vendita sono prese d'assalto spesso e volentieri, forse perché è l'unico sabato in cui sei sicuro, eccetera, eccetera. State pensando eventualmente, al netto della sua comunicazione quotidiana, a una campagna di sensibilizzazione? Potrebbe servire? Ma è utile che la si faccia a livello nazionale, perché vedo le immagini nazionali e mi sembra che sia, però ecco anche qui, scusami Martina, sì, ce n'è uno ogni 20 metri quadrati, però al di là di questo, il tema che voglio dire, non fate passare l'idea che noi stiamo allentando. Voglio ricordarvi che queste strutture che noi abbiamo aperto il sabato e chiuse ancora la domenica sono aperte in tutte le zone arancioni e rosse. Chiaro questo, no? È chiaro. Era una restrizione che si è data al Veneto, sì, sono aperte fra l'altro senza il limite di metri quadri a cliente, cioè vuol dire che tu ti puoi trovare in una zona arancione e andare dentro in un negozio di media e grande struttura di vendita senza porti il problema della capienza. Questo è un elemento di virtuosità, è un sacrificio che abbiamo chiesto per poter rimanere con i confini, scusatemi, per poter non avere casini con gli ospedali e avere i confini ancora aperti. Dopodiché, se questo non viene compreso, guardate, la zona arancione si raggiunge velocemente, basta fare un po' di assembramenti, va sull'R+T e si passa in arancione. Però che sia chiaro che ancora oggi, con l'apertura sabato di queste medie e grandi strutture di vendita, siamo ancora quelli che hanno provvedimenti restrittivi, oltre che sulla metratura anche sulla domenica, sempre nelle zone arancioni e rosse, la domenica è tutto aperto. E qualcuno mi starà ascoltando e dirà, allora noi perché chiudiamo? Semplicemente per fare in modo di non chiudere tutti i confini comunali, detta ai commercianti, detta ai cittadini, per non avere gli ospedali che ci vanno al collasso. Grazie, ultimissima cosa, possiamo fare un punto sui Covid hotel? Li stiamo usando, non li stiamo usando? Però bisognerà nei prossimi giorni, vi portiamo uno schema, guardate, è inutile che sì, facciamo fare uno schema. Grazie. C'è uno schema, una tabella, così vedete dove li stiamo utilizzando. Moscati.
Grazie Presidente. Senta, a me dispiace tornare un attimo sugli assembramenti, però lei prima stessa ha detto ieri in occasione del Black Friday era pieno dappertutto, ma c'è anche stato un grande appello anche da parte di membri del governo di andare a comprare nei negozi sotto casa, per cui o nei negozi vicino a casa piuttosto che in internet, per cui da una parte si chiede di andare a comprare e dall'altra parte invece, certo io personalmente ho guardato in un vicino qui a Mestre centro di negozi dove c'erano delle code effettivamente fuori molto lunghe, però tutti con mascherina all'aperto, distanziati eccetera, che non hanno niente da invidiare a quelle davanti alle poste, cioè da una parte uno deve aspettare giustamente, dopodiché uno vede la coda, gira la macchina e va in internet e ordina direttamente in internet perché è molto più veloce, per cui da una parte c'è questa, insomma, se dobbiamo aiutare la nostra economia bisognerà pure anche andare a comprare. Questo era un ragionamento, però passo invece in realtà alla domanda. Ieri ho visto un servizio sui viaggi aerei covid free targati probabilmente Cina, però loro hanno usano i tamponi, come fanno? Usano semplicemente il tampone rapido prima di salire sul volo. Per cui praticamente vengono tutti quanti, naturalmente poi continueranno a tenere la mascherina eccetera, però vengono fatti i test prima di salire. Ora se si spingesse verso queste soluzioni che abbiamo visto già ampiamente, anche quelle del fai da te, e se arrivasse a questo anche per una cena in famiglia, uno si fa il tampone prima e poi è più tranquillo. Ecco, era una considerazione. No, chiaro, ma sfonda una porta aperta, perché noi l'abbiamo detto dal primo giorno, cioè non a caso siamo quelli che si sono dati da fare per il tampone rapido, che è stato criticato, contestato, però ci permette di trovare migliaia di positivi che altrimenti non troveremo mai. Questo è vero dato. È ovvio che bisogna andare a comprare sotto casa, aiutare ovviamente il commercio in presenza e non quello online, per ovvi motivi, però voglio anche ricordare che lo si può fare in tante fasce d'orario. Cioè è inevitabile che se tutti vanno alla stessa ora c'è il caos totale. Dopo uno può dire sì vabbè, ma io lavoro, certo, vedremo oggi è sabato e vedremo quale sarà l'affluenza, di certo non a quest'ora. A questa ora troveremo tutto verso le 6, le 5, le 4 e ci sarà affollamento. Guardate che ieri anche le grandi strutture di vendita che erano comunque aperte, vi ricordo che comunque fino al venerdì erano tutti aperti, questa settimana è stata una battaglia nelle grandi strutture di vendita, erano tutte piene. Io dico semplicemente che gli assembramenti non ci aiutano a combattere il virus. Punto. Comunque guardate, sta lagna come si dice, dell'analisi di tutto rispetto a questo provvedimento che abbiamo fatto finisce mercoledì. Dopodiché ognuno farà quello che vuole. A parte il fatto che finisce, da un punto di vista proprio pratico, finisce già oggi, perché domani, scusate, è l'ultima chiusura, dopodiché da lunedì si torna alla normalità. Noi pensiamo di aver portato, come si può dire, un risultato al Veneto che è stato quello di aver fatto 3 settimane senza chiusura dei confini comunali, per parlare di economia, non di salute. Se per qualcuno questo vuol dire niente, vorrà dire che proveremo l'ebbrezza della chiusura dei confini, cosa volete che vi dica? Cioè, non so cosa farci. Cioè Sentite, pensate, un giorno io vi ho fatto un esempio, mi avete chiesto per come si potrebbero ristorare le imprese, vi ho detto guardate, stai chiuso un giorno, fai un 30° di quel mese e un 30° di fatturato. Ho fatto un esempio, mi sembra che più banale di così, cioè, mi è stata contestata persino sta roba, dicendo che ho preso come esempio la domenica si fattura di più e quindi non può essere un 30°, cioè, se siamo a sti livelli ragazzi non so più cosa farci, basta, depongo le armi. Cioè, ma capite perché? Perché se dietro ad ogni dichiarazione ci devi vedere il dolo,
la colpa grave, il retropensiero, noi non potremo mai fare un percorso come comunità, non lo faremo mai. Depone le armi? In che senso? No, Zaia si dimette domani? Qualcuno potrebbe... Non scrivete mai oggi chiudiamo. No, cioè, dico depongo le armi perché noi la viviamo come una missione, no? Cioè, accompagnare questo percorso. Purtroppo questo ci è passato la storia in questo momento, è un sacrificio per tutti, soprattutto per coloro che hanno difficoltà a sbarcare lunario, e questo lo dobbiamo riconoscere fino in fondo. TV7 e poi direi che possiamo chiudere con una domanda che mi pare fosse rimasta pending per l'assessore Lanzarin. Salve Presidente, molto brevemente, il nostro RT è tra i più alti in Italia e giustamente si pone molto l'accento sugli assembramenti, però mi pare che uno dei contesti in cui abbassiamo maggiormente la guardia sia quello domiciliare, magari in famiglia. Io non so se è giusto portare l'accento su questo aspetto, però effettivamente se per strada o comunque in una struttura commerciale ci sono molte persone, ma tutte o quasi tutte insomma indossano le protezioni, a casa nostra siamo molto più propensi invece a dismettere tutte queste attenzioni, soprattutto quando vediamo dei parenti che non vediamo da un po' di tempo. Sicuramente il DPCM interverrà anche su questo argomento, però forse è uno dei punti cardine soprattutto di questo periodo. Ma guarda, questo è un tema del quale io ho già parlato più volte, cioè nel senso che la mascherina in casa va tolta solo qualora non vi siano estranei, cioè i conviventi non sono i parenti, sono coloro con i quali noi viviamo comunemente, quindi rappresentiamo una comunità epidemiologica, no? Cioè, sanitaria. Quindi se vai a trovare i tuoi genitori che non vivono più con te, piuttosto che i tuoi nonni o altri parenti, sono parenti, geneticamente sono affini a te, ma sanitariamente no. Quindi devi portare la mascherina perché sono degli estranei in quel senso. Abbiamo fatto molte volte questi appelli, giusta questa considerazione sui focolai domestici, però anche qui posso garantirti che chi avrà il coraggio di scrivere che in casa con estranei si deve portare la mascherina aprirà un dibattito sulla libertà, sul fatto che entrano nelle case con ormai le sappiamo sta roba, cioè qua dobbiamo affidarci solo a Dio che passi velocemente. Direi che possiamo licenziare, si fa per dire, il Presidente, tra virgolette, e passare all'assessore. Cioè guarda, questi che sono li definiamo i titolo hunter, no? I cacciatori di titoli, loro fanno il giornale così, caccia il titolo. Cioè, licenzia il Presidente domani. Cosa? Domani il titolo è Parmigiani licenzia il Presidente. Sì, il Presidente depone le armi, il sottotitolo. Bene, passiamo all'assessore Lanzarin e poi... Però potremmo fare come esercizio che un giorno all'anno lasciate che noi scriviamo gli articoli. E noi amministriamo però. Sì, pensa ad anni. Volentieri. Prego. Mi scusi Presidente, sì. Ma quello dell'R Conti sì, mi ha detto ci sono due dati diversi, perché noi avevamo uno che era 1,08 e poi è apparso su altri 1,20. Come mai? Ieri l'aveva detto che era... Perché ci sono... Dipende come si calcola. Ci sono... Però, ok, perché ieri ci aveva detto che era sceso. Perché sono 2 settimane e una settimana, però al di là di questo, sì, abbiamo l'R tra i più alti, gli altri sono 1,19, cioè, tutti girano attorno lì, c'è anche chi ha 0,9, 0,8, la Sardegna, sì, ma hanno condizioni anche, diciamo, territoriali che sono diverse dalle nostre. Noi abbiamo comunque degli agglomerati, pensate Treviso, Venezia, Padova, insomma tutta l'area metropolitana che definiamo così, Vicenza, insomma tutta la parte centrale del Veneto, dove comunque le relazioni sociali sono molto intense rispetto a quello che può accadere magari in Sardegna. Però è giusta la considerazione, i cittadini sappiano che se sale l'R con T passiamo di zona. E l'R con T, ripeto, non dipende dagli ospedali, dipende dal numero di positivi. Grazie. Grazie Presidente. Assessore Lanzarin, la domanda della Pederiva e chi altri avesse da chiedere.
Grazie, buongiorno Assessore. Era una segnalazione di una lettrice, credo del Padovano, a proposito degli aumenti delle rette nelle case di riposo. Questa lettrice aveva letto la notizia dello stanziamento da parte del suo assessorato di quei 12,8 milioni di euro a favore delle RSA, proprio per sostenere le maggiori spese dovute a dispositivi e quant'altro serve in questa emergenza. Alla madre di questa signora è stato preannunciato l'aumento della retta. La madre è ricoverata in una di queste strutture per 1,50 euro al giorno a partire dal 1° gennaio, proprio per sostenere le maggiori spese. Allora la lettrice chiede: è verosimile che sia così, nel senso che comunque i 12 milioni e 8 sono solo una parte, insomma, del fabbisogno aumentato delle strutture, o mi pare di capire voglia alludere questa struttura sta un po' esagerando nella pretesa? Grazie. Allora, faccio fatica a entrare nello specifico della singola struttura. Voi sapete che le rette sono decise dai CDA di ogni singola struttura in massima autonomia. Noi abbiamo una quota di rilievo sanitario che è quella a 49 euro primo livello, 56 euro secondo livello, e poi c'è la cosiddetta quota alberghiera, che è quella che invece, che è quella di cui voi state parlando, che ogni struttura poi applica in maniera diversa. In Veneto non c'è un range da una cifra a un'altra cifra, è un discorso che stavamo facendo rispetto alla riforma dell'EIPA, in cui volevamo mettere proprio un range, quindi un tetto massimo. Abbiamo però, se vi ricordate, noi abbiamo fatto 3 provvedimenti per le strutture per anziani. L'ultimo è i 12 milioni e 8 a fondo perduto per andare incontro alle spese che hanno avuto le strutture, calcolandola in base ai posti letto che ogni struttura ha accreditati e convenzionati, e poi all'incidenza delle strutture che hanno avuto più problemi. Poi avevamo fatto altre 2 delibere in agosto. Una era quella che prevedeva anche lì a quelle strutture che avevano avuto dei problemi di bilancio ed erano nel range tra il 75 e l'85 rispetto al bilancio dell'anno precedente, quelli sopra il 90% rispetto al 90, sì, come parametro dico il 90 sempre del bilancio dell'anno precedente. Abbiamo stanziato altri soldi che andavano quindi solo a quelle strutture che erano state interessate, e poi abbiamo fatto anche la delibera che introduceva la quota di accesso di 30 euro, che quella doveva andare a calmierare le rette agli ospiti, perché la quota di accesso a 30 euro poi prevedeva che la quota alberghiera avesse invece un limite, non potesse superare un tot. Adesso io non lo so nello specifico cosa sia successo, cosa stia succedendo in questa struttura, permettendo che c'è un'autonomia da ogni singola struttura. È chiaro che noi abbiamo fatto, io tramite i miei uffici ho fatto una raccomandazione di cercare in questo momento effettivamente di evitare, insomma, aumenti di vario tipo. Comunque andremo a verificare, andrò a fare una verifica specifica per capire bene. E con questo arrivederci vi ricordo che lunedì si fanno i tamponi per l'accesso alla sala. Grazie. Ritorniamo quindi in studio. Questa è la conferenza stampa odierna del governatore Zaia, con le ultime battute affidate all'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Vediamo velocissimamente i dati, li possiamo vedere dal primo report di giornata della Regione del Veneto: 1946 casi di positività, di nuove positività nella notte nel Veneto, 587 a Verona, che è la provincia più colpita. Decessi complessivi siamo a 3.644, quindi anche qui c'è un aumento. Sul fronte delle terapie intensive siamo arrivati a 328, ecco qui, posti letto occupati, 2.592 invece i posti letto occupati in area non critica, dato questo in aumento più contenuto rispetto alle scorse settimane, ma questa è la situazione. Zaia che è partito oggi da una strigliata, chiamiamola così, ai clienti che ieri hanno affollato diversi negozi e centri commerciali in occasione del Black Friday. Diciamo che, ecco,
il governatore non ha preso benissimo giustamente questi assembramenti e dice c'è qualcuno che forse non ha ancora capito cosa significhi essere in area gialla, una fascia che dobbiamo conquistarci giorno dopo giorno, ora dopo ora. È ritornato sul tema delle mascherine, dello sport, dei negozi di alimentari, dicendo entrate uno alla volta sui mercati settimanali e sulle fasce degli anziani. Insomma, temi che abbiamo imparato a conoscere molto bene. Questo nel giorno in cui è uscito anche l'Istituto Superiore della Sanità. Adesso vi mostro la presa di posizione di Brusaferro. Sarà un Natale diverso, senza raduni o impianti di sci. Questo è emerso durante la conferenza stampa dell'Istituto Superiore di Sanità sull'analisi dei dati. Frasi ovviamente che faranno discutere, ma sulla questione degli impianti di risalita, del turismo montano, è ritornato anche lo stesso governatore Zaia dicendo ok, non guardiamo la prospettiva della vacanza sugli sci, dello sciatore, diciamo, della disciplina in sé dell'intrattenimento, guardiamo quello che c'è sotto, quindi un'economia montana già di per sé fragile. Senza una stagione invernale la montagna rischia ancora di più lo spopolamento, che sappiamo è il fenomeno che caratterizza di fatto tutte le terre alte del Veneto, bellunese in primis. Ma quella di oggi è una giornata storica per Padova. Ne abbiamo parlato in apertura della nostra diretta. Oggi è stato abbattuto il muro di via Anelli, quindi ci colleghiamo con Padova per fare un punto della situazione proprio sul muro sostanzialmente, quindi anche su questa immagine simbolica che non c'è più e su quello che sta succedendo proprio in queste ore a Padova, anche vista la nuova ordinanza. Siamo collegati, lo vedo, lo saluto e lo ringrazio con l'assessore comunale al commercio del Comune di Padova, Antonio Bressa. Buongiorno Assessore. Buongiorno a voi, eccoci qua. Dobbiamo partire ovviamente da via Anelli. Cosa rappresenta l'abbattimento del muro? Si mette una pietra sopra, diciamo, a una situazione che andava avanti ormai da quasi 15 anni. Sì, hai detto giustamente che si tratta di una giornata storica, perché quanto si è parlato del muro di via Anelli in quegli anni difficili in cui c'era quella sorta di ghetto e dove quel muro ha rappresentato un tentativo, ecco, di arginare le difficoltà che all'interno di quel ghetto si erano create, ma che ha tanto fatto discutere e che oggi finalmente è venuto giù. Ecco, vediamo anche le immagini. È il simbolo di una rinascita di un'area molto importante come quella della Stanga, al posto delle palazzine di via Anelli, che appunto sono diventate il simbolo del degrado urbano, dobbiamo riconoscerlo. Oggi al posto di quel simbolo invece c'è una terra spianata dove sorgerà la questura nuova di Padova. Quindi passiamo, diciamo, dal simbolo del degrado al simbolo invece della legalità e della sicurezza, e questo io credo che sia molto importante, non solo dal punto di vista simbolico, ma perché la riqualificazione dell'area poi diventa reale e quindi questo comporta tutto un indotto positivo per le attività economiche, la qualità della vita dei cittadini. Insomma, è una bella pagina per Padova e siamo orgogliosi anche come amministrazione di aver portato a compimento un progetto di cui si è parlato tanto, ma che adesso finalmente ha visto la concretezza. Ecco, Assessore, questo, diciamo così, questa giornata storica cade in un periodo molto particolare, inutile dirselo, tra l'altro in un giorno in cui in città riaprono le strutture grandi di vendita, quindi i negozi che nelle scorse settimane erano rimasti chiusi. Com'è la situazione? Ieri in occasione del Black Friday ha notato degli assembramenti sospetti, com'è stata la situazione? Beh, allora abbiamo visto un aumento soprattutto in centro delle presenze rispetto ai giorni precedenti, e questo era in qualche modo inevitabile. Devo dire che la maggior parte delle persone si sono messe in fila correttamente
e hanno aspettato il proprio turno. Noi normalmente in occasione del Black Friday organizziamo sempre assieme alle associazioni di categoria una grande campagna di comunicazione per provare a estendere, diciamo, l'indotto del Black Friday a tutti i negozi della città. Quest'anno abbiamo deciso di non farlo perché abbiamo invitato i cittadini e anche i negozianti a far sì che queste promozioni si spalmassero nel tempo invece che concentrarsi in un'unica data. Molto importante quindi secondo me fare questo invito in particolare ai clienti dei negozi di evitare di andare a fare acquisti nei momenti, diciamo, più caldi, dove è anche più probabile che ci siano altre persone che fanno la stessa scelta, e invece spalmare il più possibile la presenza quindi nei negozi anche in orari che normalmente sono caratterizzati da meno frequentazione. Con il prossimo DPCM forse ci sarà anche l'apertura al weekend dei centri commerciali. Se teniamo la guardia alta, se manteniamo l'attenzione rispetto al tema della diffusione del Covid, potrebbe essere una cosa positiva. Da un lato ovviamente per l'economia, e parlo da assessore al commercio, posso solo essere contento quando un'attività riapre, ma dall'altro anche perché le presenze possono diffondersi e spalmarsi in più zone, in più diciamo destinazioni, e quindi questo ci aiuta anche sotto l'aspetto degli assembramenti. Quindi lei Però dice... è importante il comportamento individuale. Certo, quindi lei a questo punto si augura che il nuovo DPCM preveda l'allungamento dell'orario dei negozi, ma questa sembra una strada tracciata, o no? Sì, mi auguro che sia proprio così, perché andiamo di fatto in una fase di allentamento delle misure, perché seppure il pericolo non è scampato, però i numeri ci dicono che la curva non continua a salire come saliva fino a qualche giorno fa, e quindi questo ci può dare la possibilità di dare un po' più di sfogo all'economia, che sappiamo essere in sofferenza, e sappiamo che questo periodo, quello di Natale, è quello più importante dell'anno dal punto di vista dei numeri. Però tutto questo deve essere accompagnato da una grande campagna di sensibilizzazione rispetto ai comportamenti individuali. L'ho sentito anche durante la conferenza stampa del governatore, giustamente si faceva presente che l'indice RT in Veneto rimane sopra la soglia di guardia, perché siamo abbondantemente sopra il livello di 1, e quindi questo vuol dire che i cittadini devono essere molto prudenti. Soprattutto io penso, ovviamente quando si esce, si va a fare acquisti, si va al ristorante, al bar, perché in zona gialla questo si può fare, però io penso che la grande attenzione dobbiamo metterla negli incontri privati, perché è quello il momento in cui abbassiamo in qualche modo le difese, ci si toglie la mascherina, ci si sente a casa, e è lì che siamo più vulnerabili. Per cui per salvaguardare l'economia e quindi tenere l'RT sotto controllo e far sì che si possa andare tranquillamente a fare acquisti, bar, ristoranti, eccetera, stiamo attenti, ecco, negli incontri con le persone con cui siamo più in confidenza. E questo è il punto. Lei che Natale si augura per Padova, e soprattutto ci sarà questo senso di responsabilità tra i padovani? Nelle scorse settimane, negli scorsi mesi ci sono stati anche degli assembramenti contro cui si era scagliato anche il comune, lo stesso sindaco Giordani. Che Natale sarà, assessore? Sarà un Natale in cui io penso la grandissima maggioranza dei padovani sarà attenta al rispetto delle regole. Chi invece non dovesse farlo, noi insomma lo dobbiamo dire con estrema chiarezza, potrà essere sanzionato. In questa fase non possiamo permetterci che gli errori di pochi possano compromettere i grandi sacrifici che stiamo facendo tutti. Già è successo, abbiamo sanzionato in alcuni casi alcune attività commerciali, casi limitati dove si era arrivati a delle esagerazioni, in altri casi anche cittadini che non rispettavano le regole. Insomma, dobbiamo fare uno sforzo tutti assieme, e cerchiamo di essere comunità anche nell'applicazione e nel rispetto delle regole. Io penso che su questo Padova possa vincere la sfida. Noi stiamo allestendo la città a festa con le luminarie, con il videomapping. Non ci saranno ovviamente mercatini ed eventi quest'anno, però vogliamo che la città risplenda in questo Natale anche come messaggio di speranza, che credo sia importante in questa fase. E se i cittadini sono
tutti allineati, diciamo, rispetto agli obiettivi che ci stiamo dando insieme. Penso che possa essere un Natale ovviamente diverso, ma con la dovuta cautela, un bel Natale sia per un po' di respiro dell'economia e sia anche per rinfrancarci noi. E questo è davvero l'augurio di tutti, Assessore. La ringrazio, buon lavoro ad Antonio Bressa, Assessore al Commercio del Comune di Padova. Buon lavoro, a presto. Grazie. E noi ritorniamo a collegarci con Marghera, con Filippo Fois, che non c'è, mi dicono, non è ancora collegato. Allora facciamo così, vediamo insieme le previsioni del tempo con la nostra Alice Montagnier, poi vediamo se riusciamo ad andare a Marghera e a Vo. Adesso le previsioni del tempo. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo. Una perturbazione investe parte del centro-sud, ma il nostro territorio rimarrà ai margini di questa bassa pressione e dunque il tempo si manterrà stabile. Nel dettaglio sul Veneto, nella giornata di sabato 28 novembre avremo foschie o locali nebbie sulle zone pianeggianti, spesso saranno anche fitte e persistenti, ma non mancheranno comunque ampie schiarite soleggiate. In montagna il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature minime tra -3 e 4 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo risulterà a tratti coperto in pianura, mentre sui rilievi sarà decisamente più sereno e limpido. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, nessuna novità, soleggiato ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo con qualche velatura a carattere sparso. Temperature minime intorno a -1, -2 gradi, massime sui 9-10 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Il talento è scintilla, il genio fiamma. Queste le previsioni della nostra Alice Montagnier. Adesso dovrebbe esserci Filippo Fois collegato da Marghera. Vediamo, ecco, lo vedo apparire. Vediamo Filippo. Ecco, Filippo, ti vedo. Aggiornaci sulla conferenza stampa di oggi, che è iniziata con un po' una ramanzina di Zaia nei confronti di chi ieri ha affollato i negozi in occasione del Black Friday. Eh sì, diciamo che è una ramanzina che è durata un po' più dell'inizio della conferenza stampa, ma diciamo che è stato quasi il motivo conduttore. Inevitabilmente i contagi in Veneto, seppur lentamente, continuano a crescere. Siamo, l'ultimo bollettino, quello che è stato reso noto poco fa, parla di quasi 3.500 nuovi positivi su tantissimi tamponi, perché sono più di 40.000, per cui ha un'incidenza all'incirca del 7%, però ancora non si cala. Questo anche chiama in causa i comportamenti di ognuno, di tutte le persone che sono chiamate ancora per l'ennesima volta a rispettare quelli che sono i tanti dettami che noi ripetiamo spesso anche da questi microfoni: il distanziamento, la mascherina, tutte le cose che possono aiutare a bloccare o comunque a limitare il contagio. C'è chi lo fa, altri ancora non lo fanno. Ci sono, certo, a volte si parla di controlli, di multe, però Zaia ha ribadito anche questa volta che non si può creare uno stato di polizia, perché le persone non sono in grado di gestire se stesse, anche perché poi sarebbe impensabile riuscire a tenere sotto controllo una regione di 5 milioni di abitanti.
Certo, diciamo che questo è il punto, arriviamo sempre là ai comportamenti individuali. Poi Zai è anche tornato sulle ormai famigerate vacanze di Natale, ponendo l'attenzione sul contesto economico più che sulle vacanze di Natale in se stesse. Sì, allora da questo punto di vista è chiaro che si sta cercando una quadratura del cerchio, per quanto difficile, tra il mantenere tutte quelle limitazioni che possono contrastare il contagio e il non far fallire le tante attività economiche, le tante imprese che sono già duramente provate da tutti questi mesi, alla fin fine tutto l'anno, tutto il 2020 che è stato contraddistinto più o meno nella sua interezza dall'emergenza coronavirus. È aperta la questione delle piste da sci, anche perché sapete ci sono nell'arco alpino altre nazioni che viceversa hanno deciso di aprirle, qui c'è ancora un dibattito. Certo è che, dice Zaia, se si chiudono le piste da sci per esempio, deve essere un provvedimento anti-assembramento che prende tutto, perché le piste da sci in realtà fanno meno danni rispetto ad altri assembramenti che in questo momento sono permessi dal DPCM. Davvero tutti gli aggiornamenti ovviamente questa sera a partire dalle 18:30 nei nostri telegiornali. Grazie a Filippo Fois e Sandro Ponchio, grazie, davvero buon lavoro. Da Marghera a Vo, dove oggi c'è stato un quarto maxi screening sulla popolazione. Per noi c'era Luisa Bertini. Luisa, buongiorno. Luisa, mi senti? Pronto Luisa? Luisa, forse ti sento, c'è qualche problema di audio. Va bene, diciamo che oggi quindi no, niente, non sento Luisa. Oggi a Vo si è tenuta una quarta giornata di screening sulla popolazione, in particolare su 160 residenti che sono stati selezionati dal professor Crisanti. Abbiamo anche delle immagini, vediamo se riusciamo a mostrarvele, che ha girato oggi la nostra Luisa con Christian Roque Alende. Ecco, vedete qui siamo all'interno dell'ufficio comunale, degli uffici comunali del comune di Vo. Vi dicevo 160 le persone testate oggi ma anche domani. Si tratta dello studio di fatto sull'immunità portato avanti dal professor Crisanti. Ovviamente ve ne parleremo nel corso dei nostri telegiornali questa sera a partire dalle 18:30. Adesso abbiamo la pubblicità, ma subito dopo ritorniamo qui in studio per parlare di sogni. A fra poco. Eccoci di nuovo in diretta, vi do un aggiornamento proprio dell'ultima ora che possiamo vedere anche dalla stampa online di poco fa. Ultraleggero precipita a Pozzonuovo in provincia di Padova, è morto il pilota, è successo nel campo di volo lungo la Monselice Mare. Da quanto si apprende la vittima aveva 58 anni. Sul posto i vigili del fuoco stanno operando per i rilievi con i carabinieri della compagnia di Abano Terme. Chiaramente avremo tutti gli aggiornamenti nel corso della nostra diretta e dei nostri telegiornali. Non so, chiedo alla regia se per caso c'è Luisa. Sì, perfetto. Adesso abbiamo Luisa Bertini che appunto libero subito, perché adesso c'è da seguire anche questo nuovo fatto di cronaca. Luisa, che questa mattina era appunto a Vo Euganeo, perché a Vo Euganeo sono in corso i test da parte del professor Crisanti, questo quarto screening di massa. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno. Come dicevi, gli abitanti di Vo sono
stati chiamati per la 4ª volta a collaborare per questo ennesimo screening, che però non è su tutta la popolazione, ma stavolta sui 160 residenti, perché a maggio, quelli che a maggio, dopo un prelievo del sangue, avevano manifestato la presenza degli anticorpi del virus, e a distanza di 6 mesi viene verificato se hanno ancora questo tipo di immunizzazione e quanto sia efficace. Quindi i testi, come anticipavi, sono condotti dal Dipartimento di Biologia Molecolare dell'Università di Padova, di cui Crisanti è responsabile. Gli esami si stanno svolgendo all'interno degli uffici del Comune di Vo e si svolgeranno oggi e domani. Ricordiamo che proprio a Vo erano stati registrati i primi 2 decessi per coronavirus il 21 febbraio e per questo insomma era balzato alle cronache già da subito. Quindi dopo le prime settimane di lockdown del paese già erano stati svolti questi screening agli abitanti che vennero richiamati per nuovi cicli di test, per essere testati e per diventare quello che ad oggi è una specie di laboratorio di studio sul virus. Diciamo la cittadina è un po' questo che rappresenta, e la cosa importante è che questo screening permetterà di capire quanto dura questa immunizzazione e di ottenere anche informazioni utili che avranno implicazioni per lo sviluppo dei vaccini. Luisa, grazie davvero per questo aggiornamento, buon lavoro. Grazie altrettanto. Ecco, questo l'aggiornamento quindi dal padovano da Vo. Io saluto e ringrazio un ospite che ci ha raggiunto qui in studio, Rudy Zanatta, presidente dell'associazione Sogni Onlus, perché adesso parliamo di sogni. Buongiorno a Zanatta. Buongiorno. Io comincerei con questo video che ci racconta un po' cosa fa l'associazione Sogni Onlus, che in molti di voi sicuramente già conoscono. Mi chiamo Gioele, vorrei tanto vedere. Io sono Giosuè e il mio sogno è andare. Mi chiamo Giacomo e il mio desiderio è ricevere. Mi chiamo Andrea. Ecco, l'associazione Sogni si occupa di realizzare sogni, scusate se poco, per i bambini oncologici. Sì. E tante volte abbiamo parlato in questi mesi dei malati non Covid, fondamentalmente, certo. Perché c'è tutto questo mondo che di fatto non si è fermato. E certo, per voi che realizzate sogni è molto più complicato realizzarli in questi mesi in cui tutto è fermo, in cui si devono evitare gli assembramenti e quant'altro. Zanatta. Sì. Grazie di averci dato questa possibilità di essere qua oggi. I nostri ragazzi, i nostri guerrieri, li chiamiamo così, già loro con le loro famiglie in una fase normale vivono una situazione non facile, perché comunque tutto quello che è l'igienizzazione, le mascherine, tutto quello che è la possibilità di muoversi e interagire nel mondo normale è già difficile. Con questo Covid diventa tutto più complicato anche per loro. Il mondo si è fermato da un certo punto di vista. I bambini, i loro sogni sono quelli magari di andare a incontrare un calciatore e vedere una partita, e purtroppo le partite e il mondo del calcio continua, però ha bloccato l'accesso agli stadi e comunque anche i rapporti. Sognano un artista, il loro cantante preferito, e i concerti si sono fermati e tutto, e quindi
contattare ed arrivare direttamente adesso agli artisti, che comunque attraverso i contatti che abbiamo è normale, è rimasto uguale, ma anche i ragazzini purtroppo non possono uscire dal reparto e diventa tutto più difficile. Tutto più difficile. Qua vediamo Valentino Rossi, abbiamo visto Cristiano Ronaldo, qui è Stash, se non sbaglio, dei Colors, c'era prima anche la Pellegrini, insomma in questi anni vi siete dati davvero tanto da fare. 16 anni, sì, che siamo nati nel 2004 e siamo cresciuti molto, dico sempre che vorrei mai continuare a realizzare i sogni perché vuol dire che non ci sono più bambini che stanno male, però per fortuna fino adesso siamo riusciti, a parte il 2020 che per noi è stato veramente un anno brutto in tutti i sensi, proprio perché ci sono già in attesa, anche stamattina mi è arrivata una richiesta e abbiamo più di 20 bambini fermi e molti di questi ragazzini qua hanno una patologia molto particolare e quindi c'è sempre a volte da correre col tempo, no? E molte volte la terapia va in supporto anche a chiederci aiuto, perché molte volte stando chiusi proprio per mesi nei reparti i bambini vanno in crisi depressiva. È un orgoglio che ultimamente proprio ci contattano per dargli una mano anche ai medici e ai psicologi di portarli fuori a vivere un momento spensierato e riabilitarli un po', tra virgolette, a quella normalità tanto scontata che poi per loro purtroppo non lo è. E riuscite qualche volta a portarli fuori? Quindi Sì, assolutamente, l'obiettivo è proprio quello di non farli vivere ancora come ammalati, ma in collaborazione soprattutto con l'equipe medica. Noi siamo agganciati tantissimo al reparto di oncoematologia pediatrica di Padova e lavoriamo con tutti i reparti di oncoematologia pediatrica di tutta Italia comunque, però il riferimento più importante è Padova e la regione del Crotone Aviano. I medici ci contattano e ci preparano i ragazzi proprio anche per uscire anche per una singola giornata o eventualmente se un bambino sogna, per esempio ci sono stati dei ragazzini, siamo stati anche per esempio l'estate scorsa, non questa, aspetta, devo andare indietro di tempo, comunque anche a Legoland in Germania per esempio o a Disneyland, quindi anche per quei 3-4 giorni che comunque possono essere in grado di uscire, accompagnati a volte anche da dei medici o dagli infermieri del reparto, riusciamo proprio a dare a loro questa normalità che magari non potevano avere da mesi. L'aspetto straziante di tutta questa storia è che in alcuni casi non c'è tutto questo tempo per realizzare questi sogni. Purtroppo sì, molti di questi ragazzi per fortuna stanno bene, molti stanno ancora lottando con ottime possibilità perché comunque noi facciamo una grande cosa, che per me dico grande perché comunque il sogno, il potere del sogno è una cosa grande, ma la ricerca comunque per fortuna sta andando avanti. Io ho perso un fratello di leucemia nel 1988 e per questo comunque faccio questo. E da allora diciamo che le cose sono veramente cambiate, si può guarire veramente, però ci sono molti ragazzi purtroppo, soprattutto con dei tumori cosiddetti solidi, che hanno meno fortuna anche, e quindi il tempo a volte a questi ragazzini, quando ci vengono richiesti magari la possibilità di realizzare il sogno, dobbiamo correre a volte proprio contro il tempo. E quale sogno state realizzando? Quello che adesso non diamo troppe anticipazioni, ovviamente è un sogno, quindi non si può svelare, ma so che ci sono contatti in corso con grandi cantanti, con grandi nomi dello spettacolo. Quando voi li contattate, qual è la loro reazione? Sono disponibili? Qual è l'atteggiamento che riscontrate il più delle volte? Proprio su quello che stiamo adesso sogno, di un ragazzino poi qui nostro di Tarso, anche qui nostro trevigiano, che suona, che vuole suonare la batteria, ok? Gli stiamo proprio facendo una sorpresa, ok? Quindi non posso andare oltre, ma comunque va bene. No, ci mancherebbe però aveva un suo anche l'altro desiderio, che era quello di un cantante, che anche qua non voglio fare il nome, che però ci ha dato che in questo momento è, tra virgolette, impegnato e a malincuore non ci ha dato questa soddisfazione. Però aveva il piano B, perché noi facciamo sempre piano A e piano B, perché dove non riusciamo magari
con un personaggio, magari perché o per incompatibilità di tempo o per impegni di lavoro o altre cose, per non lasciare il bambino insoddisfatto, perché comunque mai fino adesso mi è stato, ho cercato sempre di mantenere le promesse, perché una promessa che avevo fatto a suo tempo col primo sogno e sto cercando. Stiamo lavorando, e questo lo posso dire, con Giovanotti in questo momento, e quindi a Natale ci sarà una sorpresa, insomma, per questo bambino. Quindi insomma un nome altisonante. Sì. Le chiedo, qual è stato il primo sogno realizzato e qual è stata la molla che vi ha portato a costruire tutto questo, questa macchina dei sogni? Certo, diciamo che tutto nasce quando ancora Associazione Sogni non c'era, e c'era semplicemente c'ero io, semplicemente come amico di Emily, di una ragazzina qui di Valdobbiadene, e un'altra cara amica che mi ha accompagnato, poi sta accompagnando ancora, che è Cristiana Biasiotto, e che ci è arrivata questa richiesta di accompagnare Emily a realizzare il suo ultimo sogno. Emily purtroppo aveva un tumore terminale, aveva fatto 18 anni il 1° settembre 2004, e gli abbiamo regalato lì in quel momento proprio il suo primo passaporto. Il suo desiderio era quello di andare in Giamaica non si poteva per vari motivi, e l'abbiamo portata a fare questo viaggio con la sua migliore amica, con suo fratello, e ha voluto che ci fossi anch'io in quella situazione, proprio perché voleva avere un'esperienza, e il suo migliore infermiere in quel momento, che di reparto gli piaceva. Siamo partiti per Capoverde. A Capoverde è stata per Emily un'esperienza incredibile. Emily partiva dall'ospedale che non riusciva a camminare quasi nulla, mangiava pochissimo, e lì a Capoverde, grazie anche ai paesani di Boavista, dell'isola proprio di Boavista, Emily si è sentita normale. Veniva corteggiata addirittura la sera, era invitata a ballare, Emily ha cominciato a camminare, Emily ha cominciato a mangiare, Emily ha cominciato anche a guidare, anche se non aveva la patente, in mezzo al deserto con il pick-up. Abbiamo quasi distrutto il cambio, ma insomma non importa. Però Emily lì, ho visto Emily riaccendere quegli occhi che comunque si erano spenti per il lungo tempo della malattia, e in quel momento ho collegato un po' l'esperienza che avevo avuto con mio fratello, che per l'età che avevo ero piccolo ancora, però lì ho capito che ero nel posto giusto. E quando sono tornato a casa, avendo promesso ad Emily proprio di mantenere le promesse, ecco perché prima ho detto questa cosa, e parlando poi con Cristiana abbiamo deciso di istituire Associazione Sogni. Siamo partiti proprio da questa bellissima esperienza, e da lì ha preso il volo la Fenice, la nostra Happy. Messi in moto. Allora facciamo così, Zanatta, abbiamo ancora qualche istante di pubblicità, dopo ritorniamo a parlare di sogni e anche cosa si può fare per aiutarvi in questo, insomma, subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio con Rudy Zanatta, presidente dell'associazione Sogni Onlus, associazione che si occupa di realizzare sogni per i bambini oncologici. Questo è il vostro obiettivo, questa è la vostra mission, che ovviamente ha subito qualche contraccolpo in questi mesi a causa della pandemia, però di fatto voi avete realizzato fino ad oggi 260 sogni, quindi insomma è un numero importante, 14 progetti sono in corso, 90.000 euro donati nel 2019, quindi è una macchina che funziona, sì, che tira avanti, insomma, ecco, nonostante il Covid, nonostante tutto. Tra l'altro un aiuto vi è arrivato dalla tecnologia. Sì, la tecnologia, perché non ci siamo fermati, perché crediamo nel potere dei sogni, e in questa fase stiamo cercando di arrivare agli artisti e ai ragazzini che non si possono muovere, con un progetto che comunque adesso andremo a presentare qui a gennaio, per andare proprio oltre le barriere, dove in modo digitale porteremo i ragazzi ad avvicinarsi comunque lo stesso ai loro beniamini in qualche modo. L'unica cosa che in questo momento ci ha fermato, ha visto il bilancio di quello che è stato nel 2019, il 2020 è stato veramente come per tutte le associazioni e le realtà, è stato veramente un nulla, perché comunque gli eventi, le donazioni e tutto da una parte giustamente sono state pilotate verso il coronavirus,
Dall'altra parte si sono fermati i concerti, per esempio da Natale adesso abbiamo un unico evento che in tutti questi anni mai era successo, ringrazio anche la Katy Ciutto di Liber Cree che ha pensato a noi, ma non abbiamo avuto modo di attingere a fondi, a donazioni, e quindi veramente siamo in difficoltà proprio per questo. E quindi cosa può fare magari il nostro telespettatore che vuole contribuire alla vostra causa? Come può contattarvi? Grazie per questa domanda. Allora, possono sostenerci in vari modi con una donazione. Possono trovare comunque tutto quello che riguarda noi, i contatti e tutto attraverso, se volete, nel nostro sito che è www.associazionesogni.it o attraverso Facebook su Associazione Sogni Onlus. Ecco, questa è tra l'altro, questo è il vostro profilo. Facebook, il vostro profilo, eccolo qua. Insomma, lì trovano i numeri di telefono, chiunque voglia contattarmi è a disposizione. Una bambina che sorride, sì, perché il vostro obiettivo è quello di regalare un sorriso a questi bambini. Che non è affatto scontato. Retorico, insomma non è scontato e non è nemmeno retorica. No. E fai conto che questi guerrieri, questi ragazzini sono loro stessi i primi a far sorridere e a continuare a credere nel potere dei sogni e nella gioia, e sono quelli che sostengono per primi i loro genitori, e quindi proprio per loro bisogna continuare a sognare o a realizzare proprio i loro sogni. Grazie davvero a Rudy Zanatta, presidente dell'Associazione Sogni Onlus. Siamo alle battute conclusive di questa prima parte di diretta. Vi ricordo che c'è stato un incidente poco fa a Pozzonovo nel Padovano, un ultraleggero è precipitato ed è morto il pilota, la vittima aveva 58 anni. Poi c'è molta cronaca nella giornata di oggi, c'è stato un maxi sequestro di mascherine da parte della Tenenza di Finanza di Castelfranco Veneto, 7.500 i dispositivi che sono stati sequestrati al mercato settimanale. A finire nei guai un ambulante di 48 anni residente in zona. Erano dispositivi che non avevano i contrassegni necessari, quindi non rispettavano le normative in materia di certificazione e di sicurezza. Anche questo è uno dei risvolti dell'emergenza Covid. La conferenza stampa di Zaia poi ve l'abbiamo proposta, Zaia che è ritornato sul rischio di assembramenti anche alla luce di quanto successo nei negozi nel Black Friday, nella giornata del Black Friday, tanti quindi gli spunti anche oggi, ma metteremo tutto in fila a partire dalle 18:30 quando rientreremo in diretta con il telegiornale regionale alle 19 Venezia, alle 19:30 Treviso e Belluno. Ringrazio Tony Esposito e Simone Merlo dalla regia e ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Buon proseguimento di giornata.